Ben ritornati amici di Matto Scacco in missione 1500 punti, siamo con Carlo e puntata Ciao. dopo puntata il nostro obiettivo è quello appunto di avvicinarci il più possibile a questo punteggio. Oggi abbiamo due sponsor del video, uno è Loran Soda che mi farà compagnia durante questa Grande chiacchierata. sponsor. E la seconda è il sito reame.it, dove troverete le migliori e più professionali scacchiere che ci siano in circolazione da gioco, quindi non quelle da tavolino, marmo, mega, che nessuno toccherà mai, ma da gioco belle, quindi la scacchiera della vita. Ecco, li trovate su reame.it, lascio il link in descrizione, ma adesso partiamo subito con le nostre cose. Come sta andando, Carlo? Mi dicevi che hai potuto giocare poco in questa settimana? Questa settimana sì, ho giocato pochino e fondamentalmente ho perso sempre, tipo le settimane di pioggia, ecco, ho perso parecchio e ho perso quasi sempre nella fase del finale di gioco o in quella fase tarda di medio gioco in Ok. cui poi si va verso il finale e non so, quello che dicevamo nelle puntate precedenti, ovvero non dare il controgioco all'avversario, cerca comunque di non metterti in posizioni troppo passive, non usare i pezzi importanti per difendere. Perfetto. Io li ho in mente come principi, ma Ci vuole poi un faccio attimino, certo. faccio delle sciocchezze clamorose e per cui insomma poi mi metto sempre in difficoltà e anche partite che mi sembrano insomma, quasi fatte, quasi mie, mi scivolano dalle dita in maniera un po' dilettantesca. Quindi, cari amici di Matto Scacco, mi dispiace, la missione 1500 mi sta portando a meno 1500 punti. Ok, ok. Insomma, No, vabbè, ovviamente fa parte del gioco, la salita e discesa. Anzi, sarebbe veramente strano un percorso lineare, anzi, fatto da queste cose qui. E ovviamente ci vuole tempo perché poi uno inizia a pensare a vedere la scacchiera in modo diverso. Stiamo imparando nuove aperture, quindi ci vuole un attimino per padroneggiarle. Tu pensa che i giocatori quei forti, quando studiano una nuova apertura, dal momento in cui la studiano al momento in cui la applicano nei tornei dal vivo fanno almeno 300-400 partite online e poi la applicano dal vivo perché c'è il periodo di rodaggio, no? Dalla nuova apertura, non mi ricordo, questo ha fatto questa non ho mai studiata questa risposta, cosa si fa? Quindi mm. sono un sacco di cose, quindi è tutto normalissimo, quindi veramente. Allora io partirei quindi con vedere subito l'analisi delle ultime partite che hai giocato, perché è qui dove secondo me c'è la parte più succulenta, andare a vedere magari delle migliorie all'interno delle tue partite. Andiamo a vedere appunto questa fase del tardo medio gioco e finale, che è indubbiamente la parte più complessa. E niente, poi ci facciamo la nostra solita partitina. Vai. Magari ci ripassiamo qualcosa di teoria dell'apertura e poi si va. Allora, vado in condivisione schermo. Ah, vedi lo schermo, giusto? Sì, 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 eccolo, è lui, è lui. È lui la È partita. lui. Questa l'ho vinta. Questa l'ho vinta, Ok, ma è tipo durata 70.000 mosse. Non so cosa. fantastico. Allora, andiamo a vedere. Qui giocavi col nero contro un tedesco e giochi la Liekin. Ottimo. Così la provi, perché se non la provi la puoi studiare quanto vuoi, ma poi... E qui ti fa, diciamo, la classica risposta di quelli che non la conoscono. Cavallo C3 è proprio di quelli che le colto in fallo, no? Quindi qui devi essere felice quando ti giocano cavallo C3. Ok, D5, la spinta è la cosa più comune, ritirata è corretto. Corretto, corretto. Qui ovviamente c'è che se ci va cavallo di 5 c'è il trucco che guadagni il pezzo. Ovviamente non mi ricordo se lo facevo con te questo discorso o no, ma In che senso guadagna il pezzo? Se lui che avevamo visto mangia. il trucchetto che su questa lui catturava di donna e dopo cavallo Ah sì, B6 e attacco il c'era cavallo e a te sì, attacco guadagni il certo. pezzo automatico perché va a finire così la partita. Mhm, mhm. E qui non ricordo se avevamo fatto noi insieme questo discorso, ma questa che è la mossa, se ti gira un attimo la scacchiera, cioè io penso che chiunque da bianco farebbe, farebbe questa. Sì, sì, Cazzo, sì. pedone centrale con un cavallo devastante. Ecco, questa paradossalmente che è la mossa che sembra più forte in realtà è quella sbagliata, Mm. te la inizieranno a fare man mano che salirai di livello, cioè 1200, Ah, 1300, 1400, ok. 1500 inizieranno ad abboccare. Adesso magari Mm. non hanno ancora le conoscenze per credere che quella sia la mossa migliore, quindi queste sono le cose Ok, paradossali degli scacchi. pensano che Bravo. mi stia attaccando al Sì, pedone.
Esatto, esatto. Ok. Quindi ci sta che infatti qui non ti gioca questa, che dà il via Mhm. poi alla nostra trappola, ma ti ha giocato altro, questa qui. Mm, esatto. Ora, qui ci sono tantissimi modi per continuare. La cosa migliore è ovviamente impedire che lui possa tenere questa catena molto forte. Anzi, Mm. soprattutto se lui riesce ad avanzare anche con questo pedone. Qui c'ha proprio una Infatti catena quello incredibile. dopo lo Perché nel farà. caso in cui lui avanza col pedone e tu dovessi cambiare i pedoni, lui si ritroverebbe con i due pedoni al centro fortissimi. Mm, mm, Quindi mm. quello che vorremmo fare noi adesso è questo. Questo è quello che vorremmo fare noi. Mm. Ma abbiamo questa impresa che quando c'era la trappolina andava bene che quello era impresa, ma adesso la trappolina è finita, quindi questo Mm. è un pedone impresa. Quindi evitiamo che il pedone sia impresa e qui bisogna consolidare. Ok, Quindi io mi se sa che non ho fatto cascano, in un altro se modo, mi non sa che ho fatto cascano il alla cavallo. trappolina, tranquillo, se non Mm. cascano alla trappolina bisogna consolidare. Quindi questo è da mettere, da Mm. immagazzinare, ok? Qualsiasi mossa Ok, ti fanno che non è abboccare la trappola, si consolida. ok. Ok, quindi cavallo F3. Ehm, Qui è giocato cavallo B6. Voglio un attimo finire il discorso in caso in cui uno giocava in questo modo, che era il modo, diciamo, migliore per giocare. Supponiamo che qui il tuo avversario si rende conto che è la mossa giusta e te lo giro perché se no vedendola da bianco si capisce di più. Qui Mm. l'idea del bianco è veramente riuscire a giocare C3 per supportare questo Sì. pedone. Quindi molti, tantissimi, tolgono il cavallo, così poi la prossima ti gioca un cavallo C3 e se tu cambi i pedoni, c'hai due Mhm. pedoni fortissimi al centro. Ecco, nel momento in cui il bianco dovesse togliere il cavallo per preparare questa, noi gli Subito catturiamo mangiare. subito. Bravo. Mhm. E nel momento in cui ho girato e glielo catturi subito, che lui qui può catturare di donna, di cavallo, tutto quello che vuoi, ma non ha più questo supportato da un pedone. Sì, certo. Quindi questo qui, dopo che arriva anche cavallo C6 e ci sono già due attacchi, dopo che arriva donna C7 e ci sono già tre attacchi, è molto probabile che questo possa accadere. L'importante è che non si fa Mhm. la mega catenozza. Se si fa la catenozza, Diventa diventa buono per lui. difficile. Sì, Mm, mm, mm. ok. Torniamo Ok. alla nostra partita. Quindi lui gioca cavallo F3 non abboccando al trucchetto e qui cavallo B6. Che è vero che cavallo B6 difende questo, ma c'hai questo in presa e dovresti spostare ulteriormente il cavallo. Infatti è quello che ho pensato quando Sì, l'ho fatto, ho detto vorrei creare un canale ok. per attaccare con la regina, ma insomma, mi è sembrata un po' una Tranquillissimo, no. cavolata. Allora, sono posizioni queste innaturali, cioè un cavallo che è qui, Mm, quindi ci sta che intuitivamente tu non sappia come giocarci. Quindi mm. non ti preoccupare, questa mossa ovviamente purtroppo gli dava questa possibilità e poi Sì, ma sarebbe non l'ha caduto anche fatto questo. No, comunque. non l'ha No. fatto, non l'ha Mm. fatto. Quindi è bene sapere della spinta E6 per consolidare. Non l'ha fatto e gioca, ok, alfiere di 3 e qui tu giochi una mossa importante e anche qui vorrei fare due parole. C4. Mm. Allora, nel 99,99% dei casi questa spinta è sbagliata. Ok. Nel 99, quando tu pensi di prendere spazio sulla colonna C e ti allunghi così, Mm. nel 99% dei casi questa è sbagliata. Mm. Perché? Perché noi diciamo sempre che i pedoni ti indicano il lato della scacchiera in cui attaccare, quindi Mm. ti sei Ah, ok. autodefinito dove attaccare, qui non c'è nulla. Cioè sei d'accordo con me che puoi fare tutti i piani che vuoi, però e perché Mm. i pedoni ti indicano? Perché è innaturale attaccare in direzione opposta, perché è tutto chiuso di qui. Quindi i Sì, pedoni ok. ti indicano il lato dove attaccare. Quindi per questa ragione, è quasi sempre sbagliata. Qui ho trovato quel 0,1% dei casi in cui questa mossa è giusta. Ah, ok. Ed è questo, è solo questo caso qui. Guarda, ascolta bene. Quando prendi il tempo sull'alfiere, Mm. ci sono due condizioni. Una che prendi il tempo sull'alfiere e ce l'hai. Due, che questo alfiere non può continuare a rimanere su questa diagonale. Per esempio, se aveva il Mm. pedone C3 si poteva ritirare in C2, non andava bene Mm. questa Mm. spinta. Ma col Mm. fatto che Ok, non può rimanere su questa diagonale, lui vorrebbe rimanere su questa diagonale perché poi punta il tuo futuro arrocco. Il certo. fatto che è costretto a cambiare diagonale, e infatti è così che va in partita, questa mossa è buona. Mm.
Ok, quindi ricordati, non si fa mai 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 questa cosa, si fa solo Ma? se guadagni il tempo sull'alfiere e questo non può ritirarsi in C e quindi cambia Ok. diagonale. Ad ogni modo, se attiviamo il motore, C4 prima scelta del motore, seconda scelta C per D4. Ecco, forse se dovessi trovarmi io a giocare, forse la eviterei comunque, nonostante la prima scelta del motore, la Mm. eviterei comunque perché poi mi porta sempre a quel gioco sull'ala di donna che non è che il gioco sull'ala di donna è meno forte del gioco sull'ala di re, è che secondo me in questo caso facilita più al bianco che al nero, ma comunque sbagliata non è la prima del motore. C4, Mhm. alfiere 2. E qui sei stato molto bravo. L'idea è di chiudere, ma prima di chiudere ho visto che tiri fuori l'alfiere. Esatto, questo me la sono ricordato. Questa è giusta, è giusta. Ok, ottima diagonale, tra l'altro, sono d'accordo che questa è la diagonale migliore. Metterlo qui, oddio, poteva anche Mm. stare, ma non è neanche un'inchiodatura, cioè c'è già dietro l'alfiere, quindi alfiere F5 Sì, credo sia la diagonale migliore. ok. Arocco corto, E6, ottimo, ottimo. E adesso arriva pedone B3 e alfiere B4 con tempo sul cavallo sospeso. Alfiere B2 al rocco. Ok, faccio un passo indietro di qualche piccola mossa. Allora, qui. Allora, c'è un principio che non so se conosci. Ah, scusa, aspetta, questa mossa qui l'ha già fatta lui. Sicuramente no. Che dice, sarebbe meglio sviluppare prima i cavalli e poi gli alfieri, in ordine, se Ah. uno proprio deve decidere, adesso sviluppo un cavallo e un alfiere, i cavalli prima degli alfieri, poi, ripeto, sono principi generali, bisogna sempre Mhm. adattarsi. Quindi, in una situazione di questo tipo, Mm. intanto Avrei... bisogna fare attenzione perché qui il tuo avversario sta creando un po' di pressione, però al di là di questo... mi aspettavo che tu giocassi prima una mossa di cavallo e poi sviluppassi l'alfiere, però Mhm. se è uscito con l'alfiere con guadagno di tempo è giustificato come cosa perché c'è il guadagno di tempo. E poi lui gioca alfiere B2. Però qui c'è un altro principio che non è un principio ma l'ho inventato io, che è questo qui. Quando il tuo avversario crea tensione tra due pedoni e non c'hai voglia di calcolare, adesso lui mi cattura, io ricatturo così, nel dubbio cattura Mangia. tu prima che lo faccia lui. Ok. Perché se tu lasci troppo a lungo questa tensione, per Mm. esempio come va in partita, infatti giochi alfiere B4 e la tensione rimane. Ovviamente c'è l'attacco sul cavallo e lui lo difende. La tensione rimane. Giochi a rocco corto, eh, giochi a 3, l'alfiere va via, qui ti fa B per C4, cavallo per C4 e come va a Sì, io volevo finire? Alfiere mangiare per l'alfiere. C4. Ok, diciamo qui hai perso Il centro. la struttura forte. Diciamo che Mm. va Mm. bene anche così perché la tua struttura è ancora sana. Un'isola di Mhm. pedoni e seconda isola di pedoni. Questa è un'isola unica, no? Questo non è Sì, un pedone sì. isolato perché all'occorrenza può essere raggiunto. Quindi Però quando lo raggiungi lì devi fare attenzione devi perché fare poi viene attenzione. mangiato dal Sì, cavallo sì, 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 facilmente. sì. Infatti poi mi sa che va così. Ok, Ma ok. non sono Però sicuro. Mm. ehm, è cambiata la struttura pedonale rispetto a prima. Forse Mhm. preferivo più la struttura a blocco, fatta in questo Sì. modo. Però così, diciamo, sbagliato non è. Quindi, diciamo, la regola quando ti creano una roba di questo tipo, mangia prima che lo faccia lui, Mm. può essere buona da ricordare per Ok. affaticarti meno, perché poi più calcoli e più ti affatichi e più c'è possibilità che sbagli un calcolo più avanti. Anche Mhm. questa è una roba che è vera. Ok, qui gioca donna e 2 attaccandoti il pedone. Donna Lì ero in difficoltà C7. per come difenderlo perché non lo potevo Ok, difendere sì, col donna pedone. C7, esatto. Qui gioca H3, dobbiamo capire qual è l'idea su H3, non penso voglia giocare G4, se gioca G4 si Invece secondo me indebolisce. sì. Infatti ho Ok, aperto... ok, comunque si oh, indebolirebbe tantissimo l'arrocco, quindi mm, diventerebbe debolissimo sulle case nere e quindi questo alfiere in futuro sarà fortissimo, perché nel momento in cui mette tutti i pedoni sul bianco non controlla più le case scure, quindi mhm. va bene. H6 da parte tua per crearti una via di Sì. fuga, questo alfiere va bene. Cavallo di 1 non l'ho capita.
Vuole rimanovrare per andare sull'ala di re e Sì, creare un sì, attacco per rompermi le scatole all'alfiere, all'alfiere. credo. Ok, e qui puoi giocare B5. Ok, va bene. So che non vedevi l'ora di difendere questo, ma c'è ancora il cavallo a casa. Mm, Perché ti dico che il cavallo a casa è un problema? B5. Quello in per partita gioca connettere. C3. Metti caso che ti giocava questa. Mm, Qui sarebbe stato bello giocare questa. Ma non si poteva giocare perché perché non sì, comunicando le torri perdevi la mi torre. mangiava la torre, Quindi certo. è importantissimo togliere i pezzi per far comunicare le torri. Sì, Quindi siamo a mossa sì. 17, Mm. le torri ancora non comunicano. So che sono sempre le stesse cose, dette, ridette, far comunicare le torri, però No, poi, no, ma... quando questi principi non vengono messi in pratica, ora qui lui doveva giocare a 4 e tu, Mm. non potendo giocare questa, avresti dovuto spingere, che male non Poi era però... neanche così. Però non però avevi più sì. la catena, no? Mm, mm. Qui invece gioca C3 tappandosi l'alfiere e quindi credo che prima o poi riposizionerà l'alfiere lungo questa diagonale. A6, ok, sempre anche prima il Sì, cavallo prima sì. di fare Mm. questo. Cavallo E3, tempo sull'alfiere. Alfiere di 3, bella. Ce l'avevi anche Mm. prima? Sì, ce l'avevi anche... No, ce l'avevi No, qui, c'era sì. il pedone. Qui, qui. Sì, Va bene, sì. importante è averla vista. Ok, lo sai, E io no? qui ho cominciato a pensare, ho vinto la partita, e invece manco per Tutt'altro, niente. tutt'altro. Sai che quando tu prendi un pezzo pesante come la torre e gli dai un cambio leggero, c'è un nome questa cosa, sai come si chiama? Grande, bella presa. Si dice No, che in quel caso hai la qualità, non so se l'hai mai hai la sentito dire. qualità, sì, 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 hai la qualità, ma Hai l'ho la sentito da qualità. te guardando Ah, i tuoi ok, video. ok. E avere la qualità, ok, qui sotto leggi più 2 in numero, Mm, però è tutt'altro, cioè io almeno io tendo a considerarlo come se fosse un cambio cavallo per cavallo, alfiere per alfiere. ok, Anche c'era un grande maestro meno italiano. vantaggioso. Dai, dillo, dillo. Lo so che lo pensi. C'era un grande maestro italiano che per lui l'avere la qualità equivale a un cambio normale. Ok. Però, cioè, è a tutti gli Mm, effetti un vantaggio di materiale, però qual è la mm, sfiga di questi cambi? È che è vero che tu c'hai la torre e lui non c'ha più la torre ma c'ha un cavallo, ma ha 3 pezzi leggeri e tu ne hai 2. mm, mm. E i pezzi leggeri, se iniziano a ronzarti attorno al re, È cosa fanno che più succederà tra danni. poco, Fanno ecco. più danni delle torri, perché ora che tu riesci ad attivare le tue torri, Mm, soprattutto la torre che hai certo. in più, e la torre è lenta ad attivarsi. Se siamo verso in un finale vale tantissimo, ma se siamo in un medio Mm, gioco pieno, la torre che hai in più, non dico che non vale niente, ma ok, mm, quindi mm, chiunque avrebbe fatto la mossa che hai fatto e probabilmente era anche la prima del motore, cioè non si può non fare quella mossa che hai fatto tu, sì. ma sappi che sei molto lontano da avere poi la partita vinta. Ecco. Se avevi un La pezzo in più consapevolezza prima di tutto. secco, se avevi un pezzo più in secco, ti dico ok, ce l'hai. Mm, mm. Comunque, vediamo, perché ovviamente qui bisogna... Allora, qui c'è una cosa bellissima che avrei voluto fare tantissimo, cioè Dimmi. mettere il cavallo in E2. Perché poi a un certo punto la regina si sposta e Sì. quindi c'era una forchetta che ho desiderato per tutta la partita e non ci sono riuscito. Qui ne due evidenziato in rosso, Sì, però a un certo punto mi sa che la regina più scende avanti, ok, in poi dopo lo F4. vediamo. Io sto vedendo B3 a dire il vero, che mi piace un po' di più. eh, Però che ho fatto io, bisogna... mi sa che ho fatto in Sì, in D7, mi sa che l'ho D7, che mosso. non è male perché l'idea, se giochi il cavallo in D7 ovviamente qui non può andare, l'idea credo che Avevo tu voglia pensato a quello e quello, manovrarlo esatto, qui. esatto. E qui va Perché benissimo, scusami, se no come fai? Mettendolo in C6, poi dopo dove lo l'unica è metti? qui, sì, l'unica è qui. Eh, Però, eh, a parte che non se la fa fare questa, perché sì, ok, tu la puoi eh, calcolare nella tua mente, ma non se la prende, il cavallo senza dubbio sta molto meglio qui che qui. eh. Quindi, cioè, è più Però lì c'è una centrale, forchetta attacca. molto carina. Sì, ma non se la fa fare, quindi nel momento Mm. in cui giochi questa e lui la Lui già vede già capisce. questa, toglie la Mm. donna e non ha più senso che il cavallo vada qui, perché poi qui il cavallo è veramente Mm. è Sì. avanzato, per carità è avanzato, ma abbastanza inutile secondo me, quindi Mm. secondo me è Sì. meglio il tuo piano.
Donna F4, ok. Qui inizia quella che si chiama la fase d'accumulo, cioè inizia a accumulare i pezzi verso il tuo re. Non so ancora bene cosa farci, ma inizia a accumularli, quindi adesso E io arriverà il entro nostro re. nel panico. Io Ok. qui comincio a entrare nel E ti dico panico. che Hai fai ragione. bene, fai bene, perché non hai il cavallo che è il più grande difensore dell'arrocco. Quindi al Ok. momento, se dobbiamo fare una conta, proprio come in una partita di pallone, lui ha Roberto Carlos e gli altri che non so come si chiamano perché non seguo il calcio, e tu hai Maldini che difende e è un altro difensore che non è tanto bravo, quindi lui inizia adesso ad avere tre Mm, attaccanti contro due difensori dell'Arrocco, che sì. 3 contro 2 secondo me lo tieni comunque. Se Mm, magari inizi a allontanare sto alfiere o metti dall'altra parte o togli la torre, secondo me arriva il disastro. Quindi mm, è bene iniziare a vedere in questo modo qui. Quando lui inizia a accumulare i pezzi verso il tuo re, fa quanti sono quelli che attaccano per farmi gol, quanti siamo in mm, difesa che cerchiamo di parare il gol. Tieni conto che anche il re mm, stesso è un difensore, quindi cioè, se sì. vogliamo sono 3 contro 3, quindi 3 contro 3 lo tieni, sicuro. A Mm, patto che non ti crei indebolimenti. Questo Rocco non è indebolito, ok, c'è una spinta di pedone, però questa mhm, casella che prima controllava questo pedone comunque la controlla qua. Se sì. inizi a crearmi dei buchi, allora Ecco, per esempio, una delle cose che penso spesso, però prima che la regina facesse questa mossa, è fare una spinta di due case del pedone F per liberare, perché lui ovviamente mi fa la prise en passant, come sì, penso si chiami in sì. italiano anche, e io così posso mangiare con la torre, mi libero una casella, è vero, indebolisco l'arrocco, però almeno ho un'autostrada per la mia torre. Ok, E cosa questa è una roba che succede? ho... Riesci a scoprire, a visualizzare cosa succede dopo la presa al varco dalla tua struttura pedonale? Che pedoni ti rimangono? Mi rimangono quello lì di G e quello H. E poi c'è quello isolato in E. Ti sei risposto da solo. Mm, mm, Ti ok. sei risposto da solo. Ok, la torre, benissimo, Eh, tutto quello che vuoi, ma qui c'è un mega buco che in futuro lo prendi al 100%, e mm, questo isolato ci mette le torri, quindi devi stare a bada di sto pedone. Sembra mm, buona perché ti apri, mm, ma guarda, raramente le spinte, quando c'è un pedone così avanzato, raramente andare a fare mm. questo o questa è Ok, buono. porta Allora, buoni risultati. partendo dal presupposto che non sono un grande maestro, ma avevo analizzato recentemente, proprio in una serata con gli studenti dell'Accademia il giovedì sera, avevo analizzato una partita, se non erro, di Nakamura, che è uno dei migliori al mondo, Mm. e Sì, c'era da fare la buono. spinta, c'era da fare questa spinta qui. E non l'ha fatta per tutta la partita. Il motore diceva F6, F6, prima scelta F6, Mm. F6. Questo sta a considerare che neanche i top mondiali capiscono mai quando questa spinta si può fare e quando no. Nel dubbio non la fanno, capito? Cioè, nel Sì, dubbio, sì. questo pedone F che va a toccare questo o che si fa fare presa al varco, nel dubbio non Mm. l'ha fatta. Cioè, questa cosa Ok. mi ha rincuorato tantissimo perché, cioè, veramente non si Mm. capisce mai quando questa spinta vale la pena farla o no. E Se questo è un non la, grande se non la fa maestro. Nakamura, figurati se la Bravissimo, facciamo noi. bravissimo. Questo sarà il principio Nakamura. Esatto, quindi non toccarli i pedoni, lo so che viene voglia di dire attiviamoci, ma a che No, costo? Indeboliamo troppo l'Arrocco. L'Arrocco no, adesso a così. me la voglia è quel cavallo lì che potrebbe rompere le scatole alla regina, infatti mi sa che faccio quello, no? Il piano Sì, è sì, adesso... sì, infatti è giusto, cavallo B6, ma è giusto, ma non solo per rompere le scatole, proprio lo centralizzi. E che Mm, cosa fa questo cavallo qui? Ok, rompe la scatola alla regina, ma attacca il C3 che è un punto debole. Mi dici perché sì, C3 è un punto debole? è perché è un pedone sospeso appena se ne va Esatto. Bravo, l'alfiere. bravissimo. Chiamasi pedone arretrato, cioè un pedone che fa Arretrato, sì, parte sì. di una Mm, catena, è alla base di mm, quella catena, ma non è sorretto da altri pedoni. E mm. quindi o c'ha l'alfiere lì a vita, ed è un problema perché gioca con un alfiere in meno. Sei d'accordo che Infatti questo pedone? a un certo punto se ne va e io subito provo ad attaccarlo, ma lui lo vede e lo difende mettendo l'alfiere Ok, in D, sì, ok. in D, D2. Bene, vado avanti perché siamo solo a mossa 21 e sono 70 mosse, ce ne manca un altro 50. Cavallo V6 giusta, giustissima come idea. Donna G3. Mi sai dire. Vuole attaccare, vuole giocare con i cavalli, mi vuole far mangiare, cioè vuole fare uno scacco matto in realtà lui. Ok, mi sai dire su Mm. questa mossa qui esattamente
che cosa ha in mente? Riesci a trovare una tattichina che vuole fare? Allora, lui Ci mi vogliono sa un po' che di mosse. vuole. Sì, infatti, allora, cioè, io penso la cosa più facile, che è quella che mi sa che giocherà lui, sposterà l'alfiere Bravissimo, dalla casella, dalla bravissimo, colonna B alla colonna C, mi vuole mangiare quello lì, e io infatti bravissimo. non, mi sa che sposto il re adesso per Bravissimo, non... questa, bravissimo. Ok, è andata proprio così. E spostare il re è la soluzione migliore perché non tocchi i pedoni. Non tocchi i pedoni. Ecco, qui avevo il dubbio se però spostarlo in H8 o in H7. Ok, ok, bella domanda anche questa. E la risposta è la seguente. Anche qui bisogna. Ok, andiamo perché tanto va così la partita. Cavallo di 5, attacchi qui sopra. Alfiere C1, ovviamente. Ah! In realtà si scopre che la potevi fare. Eh, ma io infatti questa era la tentazione, però poi mi Ok, sono detto, cioè io lì vedevo questa forchetta tra re, cioè, sì. bellissima, cioè Eh l'ho sì, sognata per un si sacco, poteva fare però perché e quindi lui, qui minaccia di vedi matto, ma sei più veloce che tu. cretino che Sei più veloce sono, tu. che cretino. Vedi, non ci ho pensato perché mi sono fatto prendere dal È panico. chiaro, chiaro, chiaro. Ecco, Eh, quando smetti di pensare solo difensivo e dici, ma se io contrattacco, qui eh, secondo me si sblocca qualcosina che fai sì, un passo in avanti. eh, Ad ogni modo, non ti vai. preoccupare. Che Giochi poi lì, se RH8. lui fosse rimasto così, sarebbe stato un triplo, perché anche l'Alfiere è impresa, Ah, sì, che è sì, tutto chiaro. impresa. Io lì è la casella per ferro, cioè Roma Sì, praticamente. anche se Tutte le... l'Alfiere attualmente, diciamo, è difeso. Sì, sì, sì. Però sì, Però diciamo, se pezzo stando in succulente. vantaggio tendo a liberare tutto, insomma. Sì, sì. Qui mi chiede appunto re H8, re H7. Allora, di norma il re tende a coprire il buco che ha lasciato il pedone, perché comunque Mm, dicevamo anche il re ha un potere mm, mm, difensivo mm, e quindi il re difende questa casella. A maggior ragione adesso che non c'è l'alfiere Campochiaro. Non mm, essendoci l'alfiere Campochiaro, ok, ci può sempre arrivare uno scacco in futuro dalla donna che si mette qui, sì. però è roba che di poco conto, cioè al massimo Mm, lo mm, mm. ritiriamo dall'altra parte ancora il re, Ok, quindi quindi tu dici il eh, 7 su poi sì, in caso. dipende, vediamo cosa dice il motore, ma Mm. in questo caso anche H8 mi piace perché è abbastanza sicuro, qui magari di norma sì, di norma si mette qui, vediamo cosa dice, ok, ovviamente dice questa, Mm. re sì, re H7, gli piace, ma vedi, Infatti. re H7 meno 2,88, re H8 meno 2,81, però preferisce leggermente Mm. riempire lo spazio che ha lasciato. Eh, Va bene, mannaggia, va benissimo, va troppo benissimo. timido, troppo timido. Va benissimo. Alfiere di 2 per tenere Eh, questa qui e donna 5, giustamente bravo che vedi il punto debole e cerchi di attaccarlo in tutti i modi possibili. Tra l'altro adesso c'è anche un doppio attacco qui che sì, che è vero che c'è, ma nel momento in cui arrivi qui c'è eh, l'inchiodatura a vita sulla donna, quindi esatto, esatto. mm-mm. Cavallo e 3 e E qui qui attacco, mi sa. arriva Qui cavallo mangio. per C3. Ok, anche questa c'è, purtroppo c'è l'inchiodatura a vita, anche è vero che c'hai sempre questa. Questo scacco, sì. Quindi era giusta questa mossa, perché se non c'era questo scacco e lui ti giocava torre C3 avevi perso un pezzo. Mm. Cioè qui l'avevi perso, perché non potevi Ah, toglierlo perché dietro certo. c'era la regina, no? Mi sa che quello gioca, no? Non No, gioca no, quello? no, purtroppo no, purtroppo ti mangia il Ah. cavallo. E tu mangi qui. Quindi a questo punto della partita c'hai la qualità e un pedone in più e un pedone Mm. passato. E sono Qui, capace di infilarmi in un guaio incredibile. qui diventa Quindi, ragazzi, interessante. non fate come me. Tra l'altro c'hai il tempo sulla torre anche, ottimo. Quindi torre F1, ok, lui gioca bene, Infatti la sposta gioca subito. sicuro. E E io mi qui, mangio. E ok, qui più che... sbaglio, secondo Sì, me. Non mangio con la regina. bravo. No? Mangiando di regina ti liberavi questo. Infatti, Così sì. allontani un difensore dell'arrocco Calla, e perdi un tempo perché un giorno devi togliere la regina per far spazio a questo. Ricordati, eh. pedone passato, l'unico piano è spingi, 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 spingi. Questo. Questo lo so, ma lo sai che non mi riesce, ma io non so come. Non lo vedi che è No, passato? lo vedo, no, lo vedo che è passato, ma ogni volta c'è un'urgenza e io Ok, vorrei ok. spingerlo, eppure dico no, Madonna, Ok, ma se spingo, aspetta, devo farmi difendere, ok, fammi. ok. Lo Sì, so. qui ti direi subito.
questa. Se Eh, proprio voglio ci metto una torre dietro che supporta e spingo. Poi chiaro, sì, bisogna vedere cosa succede, per carità. Ok, comunque, alfiere per H3. D5. Ok, trova il modo per attivare il cavallo. mm. Quei Eh, due cavalli lì, guarda, mi hanno rotto le scatole. occhio, questa torre a D8. Questa non mi è piaciuta. Mm. Perché è sbagliata questa? Perché non contrasta il pedone passato, Bravo. Qui credo. si poteva Però creare. sai che cosa? Io ho pensato, ora mi mangio il pedone col mio pedone, ovviamente. Ma te lo Lui isoli. mangia. Cioè, se lui ti fa Eh, questa, questa è mi isolo il pedone. bruttissima. È bruttissima. Eh, Occhio, occhio. eh. Vige la regola di prima. Quando arriva una tensione tra due pedoni e non Sì, sai proprio cosa mangia. fare, mangia tu, perché Mm, se lasci fare a lui ti scombina. Questa non è mm, buona. mm, E mm, questa è mm. peggio ancora. Perché c'è il pedone passato a Perché è due ancora case più dalla passato, promozione. sì. E qui c'è una torre. Cioè, questa torre non esce più. Quindi giochi una Mm, torre in meno. E questa deve stare a bada di questo pedone. Quindi mm. occhio, occhio, occhio. Occhio ai pedoni passati. Era successo anche in un'altra partita. Occhio a non farli scappare via. Subito. Tensione tra due pedoni, ma non c'ho voglia di calcolare. Cattura. Ok. 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 Ah, infatti va così. Lui ti cattura, cattura, ok. E qui vedi che questo buco adesso è allettante. Mm. E qui inizia il Ok, disastro. qui porta questo cavallo. Che cosa vuole fare questo cavallo? Non lo so perché non può fare niente. Ok, non mi è piaciuta questa sua manovra. Ah, ok, non può togliere. Boh, non l'ho capita, no, non l'ho capita. Ma penso H5. lui non voglia Ah, cambiare cazzata. Cioè, sì, lo indebolisci. Come lo difendi quello sì. poi lì? Ti arriva, non so, Infatti donna qui. è quello che succede, infatti, mi sa. Ah, ok, infatti. Sì, sì. Mm. Allora, questo è forte perché è sostenuto da questo. E questo non l'hai mai Mm. mosso. Poi Lasciami infatti così. muoverò tutti e due. Qui ancora una Però volta cosa si poteva giocare? Tolgo la donna, spingo. Anzi, tra l'altro mm, è già tenuta la casella di promozione dell'alfiere. Ok? mm, H5 e G6 ovviamente è vero che sono di nuovo in catena, ma adesso questo è arretrato. Cioè si mm. trova in una catena ma non è più difeso da nessuno. E quindi ha voglia se ci sono buchi qui. È una E gruviera la mia difesa. c'ha questa che è devastante. Prima non ce l'aveva questa. Mm, Adesso c'ha mm. questa qui che è devastante. Che infatti è E quella che infatti fa, te mi la sa. gioca, sì, sì. Qui entrano tutti i cavalli e la sua qualità in meno qui si sta dimostrando forte perché i due cavalli a questo Mm. punto sono molto forti. Alfiere 7, torni in difesa. E qui lo inchiodo perché... Ok, E qui faccio giocare il ok. difensore re, Sì, difensore supremo. Mm. sì. Stavo vedendo se si poteva giocare questa. Lui mi sa mi avrebbe mangiato col pedone. E poi... Ah, oh, vedi, Sì, perché alla ho fine tu visto. avevi tre attaccanti qui, uno, Mm. due e tre. Sì, sì, sì. Ok. Regi La 7. retromarcia è una cosa, La retro... una cosa che non vedo Regi sempre. 7 tiene, Regi 7 no, non tiene perché lui c'ha cavallo per H5. Però non la vede, mi sa. Non la vede. Per fortuna mi sa di Adesso no. c'è l'attaccone qui, che questo è debole, ricordiamoci. Guarda come lo difendo, questo sono stato molto fiero di me. La No, retromarcia che non ho visto giusto. prima. Ok, lui pensa ad attaccarsi in qualche modo. E io qua faccio una cavolata, ecco. Ok, togli un difensore dal re. Mm. Uh, perché non gli hai preso la torre? Perché mi Ah, avrebbe giusto, ti dava mangiato matto qui, sì. riscacco matto. Ok, hai E io qui ragione. non l'avevo consato, non l'avevo No, calcolata, però mi fa ok. piacere che anche tu non l'hai pensato. Ok. E- Urco, qui lui ci aveva matto, sicuro. no, beh, c'aveva matto. Sì. Sicuro. Adesso, con due cavalli regina, c'ha matto in 9, sì. Ok, va Ah, visto, però ah. ha tre attaccanti contro il re, nessun difensore, per forza c'è qualcosa. Infatti qua cominciava a sudare freddo praticamente. Ok, scacco, E qua ok. mi si è difeso in un modo... Ok, va bene, qui poi è stata lunghissima e sudata. Ok, va bene, poi riesci a portarla a casa ed ottimo. Sì, Quindi, ricapitolone di questa partita che comunque è stata bella.
Ehm, Io stavo in treno in tutto questo, ci stava una tipa a fianco a me che voleva andare in bagno, io stavo lì tesissimo. fantastico. Meno male che la connessione è retto. Ah, sì, no, vabbè, nei treni francesi c'è il wifi. Ok, ok. Ecco. E quindi cosa ci portiamo a casa da questa partita? Cavalli prima degli alfieri. Questo qui è rimasto a casa troppo a Sì, lungo, troppo sì, troppo, e non ti ha sì. fatto comunicare le torri. Quando ti offre un cambio di pedoni, non lasciare la tensione in sospeso, alleggerisci perché magari poi ti cattura lui Mm. o può spingere lui Certo. e si ritorce contro. Eh, ok. Poi ecco, la qualità in più non è sempre sinonimo di vittoria. Mm. Questa è l'altra lezione. L'altra lezione è che il re in genere va a riempire il buchino quando abbiamo un pedone spinto. Mm. Eh, ah, ah. L'altra cosa, occhio a non farti né creare pedoni isolati né fargli creare pedoni passati a lui. Sì, Ok? Quindi sempre la sì. stessa cosa, quando arrivano due pedoni che si guardano, cattura. Mangio. Mangia, sì. E quando hai un pedone passato, il tuo unico Sì, piano è un po'... Sì, questo è un principio proprio. Ti sei creato un pedone isolato? Vatti a prendere un'altra regina. Perché? sì. Perché lui concentrerà tutti i tuoi sforzi tutti i suoi sforzi per evitare che tu possa prendere un'altra regina. Mm. Quindi il gioco diventa vincente, no? Eh. Non so No, no, se... è chiarissimo, però... No, figurati. Però a un certo punto ho capito, stavo qui con questa situazione, ho fatto quella cavolata, io Ok, mi ok. sono impiccato con la spinta sulla colonna H e poi dopo è diventato il delirio, nel senso provavo a evitare il matto che a un certo punto mi sembrava, appunto anche il motore lo diceva, a 8 mosse, e quindi quella situazione di promozione del pedone che alla fine sono riuscito a fare Ok, però diventava secondaria, ok, perché ok, ok. sennò poteva diventare un matto No, in no, pochissimi comunque, passi. comunque bella partita. Volevo vederne una velocemente col bianco. Qui era il bianco. Vediamo un po' questa com'è andata. Questa l'ho persa, non mi pare. Sì, No, questa mi sa che l'ho persa alla fine come un questa l'hai vinta fesso. 1-0. No, strano. 1-0. Vediamo com'è andata. Vale sempre lo stesso principio. Tensione. Mangia. Farei qualcosa, sì, farei qualcosa. Ma poi, dopo, sì. Ok, tu dici faccio così così difendo il cavallo. Prova a Sì, pensare doppio cosa difesa. succede. Ok, cosa succede dopo i cambi? Ma sì, c'ho l'impedonatura. Bravo. Sì. Questo È quello che non succede, tra può. l'altro, Ok, ok. probabilmente. Mi ricordo. Quindi, ancora una volta, quando hai pressione, cioè, non aver paura di cambiare, cambia, Mm, alleggerisci mm, perché poi mm, magari mm. si va male la situazione ed è un peccato, no? Quando potevi alleggerire prima. È tipo più o meno la regola delle mie partite. Ok, vabbè, ma Che ognuno ha, vanno. tra virgolette, le proprie fisse, poi una volta che le scardina. Ok, sì, infatti è successo No, così. no, se n'è andato. Ho preferito tenere il Occhio che pedone. su questa si crea un pedone passato. Non la Ah, fa, però ah, questo può essere un danno. sì. Può essere un danno. Forse così lo guadagni subito, quindi Mm. non è buona, però cioè, tienilo sempre in considerazione che lui può anche spingere. Infatti gioca Mm. C5, Mm. cattura. Ok, questo è un pedone passato. Mm. Eh Perché sì, non perché ci non ha sono più più tuoi i pedoni che pedoni a possono... fianco, Sì, sì, che non possono... contrastare. Ok. Quando il tuo avversario è un pedone passato, principio, va bloccato. Quindi devi mettere un Mm. pezzo qui davanti, non la Sì. regina possibilmente, un pezzo che lo Sì, blocca. Quindi sì, per evitare che lui possa continuare la sua fuga. La cosa migliore è certo. sempre metterci il cavallo, se possibile. Se non Mm. è possibile, un qualsiasi altro pezzo. Però, beh, pezzi leggeri ovviamente prima, se proprio non Mhm. riesci gli altri pezzi. Sì. Il problema, sto cercando di capire come poterci mettere il cavallo, eccolo qui. La soluzione sarebbe cavallo E2, Mm. cavallo C1, cavallo D3.
Sì. Mm. quindi bloccare. Sì. Quindi sarebbe meglio non avercelo contro il pedone passato, ma se ce l'hai, blocca Cerca di 1, bloccare. 2 e 3. Ops, vabbè, ne ho fatta Ok, sì, giusta sì. una di freccia. Ok. Donna di 3, infatti sei andato a bloccarlo. Occhio che sei anche sotto RGX. Infatti sì, questa l'avevo vista, ma per fortuna lui ha giocato Maluccio, penso che non so quanto è il livello di Ok. precisione. Ok. Sì, no, qua io volevo mangiare la torre. Ok. Ok. Vale sempre lo stesso principio. Sì, sì, mangia. Non gli volevo aprire la colonna, in realtà qui non volevo aprire la colonna. Ok. Buona che sei entrato in settima con la torre. Beh, qui già mi piace molto la situazione. Ottimo, ottima giocata. E qui si sta scoprendo. Qua mi ha Ok, regalato un gli è pedone. caduto questo. Bravo, bravissimo. E qui ti Qua danno mi un regala cavallo un'altra, sì, gratis. gratis. Ottimo. Buono. Ah sì, questa era, sì, mi ricordo questa Buono, partita. bravo. Conosci questo schema? Sai che Sì, c'è questo è ed è anche un un attacco di di matto. cuverte. Lo conosci? Ah no, aspetta, No, dopo te lo mostro. Dopo te lo questo è un mostro. attacco di scoperta, cioè uno scacco di scoperta, non so se si chiama così in Sì, italiano. sì, 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 no, però con una situazione molto simile a questa, c'è Mm. proprio un attacco di matto Ah che si chiama sì, il però lì... mulinello. Lo Ah conosci? sì sì sì, il mulinello, sì Ok, sì, ok, qui no, l'avevo qui giocato. non c'è. Era solo per capire se Sì, conoscevi. infatti lui qua si sposta, mi sa, in F, ecco sì. Beh, E beh, qua gli questa è faccio... stravinta, stravinta. Ok, volevo vedere allora quella persa, che credo che abbiamo più da imparare. Da quella persa, ok, qui il nero, una col bianco, ok, qui col bianco. cioè, Ok, un ok, altro tedesco. vediamola Mm. velocemente. Sì, mi sa che era questa che perdo come un pollo. Mm. Ok, allora Qua ho sbagliato, dicevamo, sì. esatto, dicevamo sempre che quando lui c'ha l'alfiere in questo modo si gioca ai 3 per giocare contro Mm. l'alfiere. Eh? Mm, Quindi la mm, mm, cosa bella è che tu non hai iniziato la partita con i 4 che puoi decidere se questo pedone muoverlo di 1 o di 2. mm, Quando c'ha l'alfiere che ti attacca sul punto debole e 3 di 4, questa è buona per il bianco sta meglio. mm, Quindi mm, ricordati che non è sempre standard il modo di giocare, ma ci adattiamo in base a quello che lui fa. Se lui esce con l'alfierino e 3 di mm, 4, il bianco sta mm, meglio. mm. Ok. E questo cavallo qui, non so se anche questo l'avevamo già detto, non mi fa impazzire, ma ce lo vedo Sì, perché qui. blocca la... Sì, blocca mm, F. Blocca F e ti mm, prendi l'inchiodatura. Mentre mm. qui, ok, ti inchioda sempre, ma in futuro puoi giocare F3, F4. Secondo me il cavallo ha un ruolo migliore in Sì, E2. però Irlanda mi sembra un po' bloccato, nel senso che poi dove lo metto? Se lo Sì, metti a in... supportare qualche spinta. Sì, 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 sì. mm. Ok, arriva alfiere G4, inchiodatura, arrocco, ok, H3, ok. Vabbè, qui ti regala l'alfiere, siamo tutti felici. Alfiere. Io Oh. avrei dovuto mangiare con la regina o no? Stavo pensando, sto vedendo che se ti mangia di regina, poi c'ho questa che magari... Mm, mm, Che se mm, mm. saresti dovuto poi tornare indietro per salvare. Sì. Ma sì, no, anche con l'alfiere. Occhio che quando l'alfiere va via da qui, questo è indifeso. Quindi spesso Sì, poi ti deve arriva salire donna il di re. 7. Donna di 7 in quel caso devi giocare Mm, H2. sì. E infatti ti gioca donna di 7. Ok. Re G2, occhio che togli la via di fuga di ritorno. Quindi si gioca Ah, H2. ok, hai ragione, sì. Sai, Mm. meglio avere una Sì, via di sì, sì. fuga, non si sa mai cosa succede a scacchi. Mm, H6, D3, così apri anche l'alfiere, giusto? E qui la tua struttura pedonale, i pedoni più affiancati chiedono, scusa, i pedoni più avanzati chiedono di essere affiancati. Quindi la tua struttura pedonale qui ah, chiede o B4 o F4. Quindi ok, ricordati che se giochi con questa struttura del tridente, il gioco al ok, centro è annullato perché non puoi fare nulla, qui è tutto bloccato. Si ok. gioca sulle ali.
Ok. Quindi ricordati fuori questa cosa qui, che con questa struttura qui devi capire se iniziare un attacco sulla lei di donna con A3B4 o con F4. Mhm. Ok. A6, alfiere di 2, attacco così. Ok, sì, sì, qui forse c'è stato l'errore perché se cade qualcosa del tridente qui urgeva donna B1 per tenere di 3, su questa Mm. cade qui, forse questa è stata, diciamo, l'inizio dello sfaldamento. Ok, buona che gli hai rovinato l'arrocco, ok, questa ti ha rimesso in partita secondo me. Beh, qui stai meglio. Ho detto che la stavo Bravissimo. vincendo. Bravissimo, questa è bella. Questa è bella. Ora questa immagino un bel alferino qui che fa da blocco e poi c'è lo Mi sa spazio che libero invece per la donna. Mm. Ok, qui devi scappare. Infatti ho fatto una cazzata. Questo è forte, cioè questo gli crea problemi. Perché togli Mm. i problemi, no? Sì, sì. Sì, qui anche alfiere C1, perché qui non puoi andare, qui non puoi andare, qui te lo cambia, qui rompi le Mm. balle alla torre, qui. Mm. Sì, qui questo allora esaminiamo la posizione. Lui è debole sulle case chiare, perché? Perché c'ha i pedoni sul nero e controllano solo le case nere. Mm. Quindi qui c'è un buco, sei d'accordo che questo è un buco, cioè è Sì, inattaccabile da altri pedoni. Quindi quello che proprio non devi mai perdere è l'alfiere chiaro. Quindi ti sì, ritira sì. questo e poi questo va a prendersi il buco. Mm. Quindi diciamo questo è stato cioè, un errore strategico dare via questo Sì. alfiere e lui si è liberato dall'inchiodatura che gli dava parecchio fastidio e ora occhio che stai togliendo case di ritirata per l'alfiere. Mm. Io lo volevo difendere in realtà così facendo. Ok, così sei andato ai cambi. Ok, così è svanito il tuo attacco. Secondo me, se torno indietro di qualche Mm. mossa, qui il bianco... Ok, più 1,20 sta bene. Ricordati quest'altro principio. Il giocatore che ha un... Allora, ci sono vari tipi di vantaggi. C'è il vantaggio di spazio, c'è il vantaggio di materiale. E... Qui non hai vantaggio di materiale, ma c'è un vantaggio, si chiama di tipo dinamico, cioè hai gli alfieri vicino al suo re, Mm. hai qualcosa da fare, no? Hai qualcosa da fare. In poche mosse la donna arriva vicino al suo re, Mm. quindi hai qualcosa da fare. Se mi metto nei panni del nero, in che modo posso attaccare il re bianco? Mm. Cavallo non posso toglierlo che è inchiodato, la torre non riesce a uscire. Cioè, chi ha il vantaggio Sì, dinamico sì. è il bianco, che ha qualcosa da Mm. fare. Il nero è a corto di idee, a corto di tutto, non può fare niente. Il giocatore che ha vantaggio dinamico deve evitare i cambi. Perché deve Mm. evitare i cambi? Perché se tu vai a cambiare, rendi la posizione più Certo, pari certo. e quindi annulli il tuo vantaggio dinamico. Sì. E questo l'avevamo Quasi, già detto in realtà. ok, Mm. quasi sempre il vantaggio dinamico poi si Mm. trasforma in vantaggio di materiale, cioè alla fine poi guadagni un pezzo, robe varie. Quindi evita i cambi quando sei in una situazione di attacco, no? Mm. Ok, RH7 è andata così, ok, qui abbiamo cambiato. Ah, ok, qui ovviamente andando via col re ha scoperto qui, Qui non l'ho c'era vista. sfuggita, ok, Sì. ok, ok. Mm. Ma qui sei ancora in gioco secondo me. Non sottovalutare la mia capacità di perdere le partite. Ecco, Qui ho messo la torre sulla colonna dove ci sono i pezzi forti, ecco, ecco, cercando ecco, di... ecco, ecco, ecco. Allora, principio dell'evitare il controgioco. Allora, siamo in questa posizione. Secondo me, nonostante lui c'ha un più uno, ma il suo più uno è dato da un pedone doppiato, secondo me qui la posizione è pari. Fammi vedere il motore, prima che mi dice il contrario. Ok, la valuta migliore per il nero, ma secondo me è recuperabilissima. Quello che eviterei è che lui possa entrarmi con la regina, cioè se lui entra in Mm, qualche modo con la regina da ste zone qui ha tutto mm, il controgioco del mondo. Nel momento in cui ti concentri su questi pedoncini e gli lasci la ora possibilità comunque di entrare qui o qui,
E Mm. qui entra, infatti finisce da qui a breve. Ok. Sì. Quindi a volte evitare che lui possa avere gioco è più importante di andare tu a fare un po' di gioco, soprattutto se il tuo Mm. gioco è un po' fuori gioco. Non so, scusa, Sì, sì. fatto un gioco di Mm. parole enorme, però probabilmente da fifone quale sono, qui avrei giocato Mm. questa. Vediamo il motore cosa dice, il migliore, Reb 1, Torre di 2 anche per togliere il controllo della settima Infatti traversa, che in pensando ci realtà avrei fatto è la quella, seconda sì. traversa, ma anche una mossa più del tipo, ok, da qui la tua regina non passa, non entra da nessuna parte Mm. e stiamo tutti tranquilli. Sì. Ok, Sì. ok, beh, qui c'è stato qualche errorino di distrazione che nelle altre partite non c'è stato, ma Mm. bene, bene. Ok? Sì, dai. Dai, Mm. bene però, mi raccomando, quindi niente pedoni passati ai nostri avversari, cambiamo quando vedi due pedoni che si guardano, cambia subito senza Sì. pensarci e boom, per il resto va bene. Ci facciamo una partitina? Vai, sono Allora, 1000. Quanto sono adesso? 1027. 1027. No, aspetta, Sì, questa era vabbè, vecchia, questa è partita. vecchia, La cioè più si è aggiornato. recente, 1036. Siamo a 1036. Va Vai, bene, condividi pure. Vai, proviamo. bianchi o neri, siamo preparati. Mi raccomando, se giochi Proviamo. col bianco, occhio dove mettere l'alfiere. Ok, ci siamo. Ok, vai. Io inizio sempre con la mia. Sì, va bene, non c'è... Mm. Ok. Bene. Sì, le mosse facili, giocale anche proprio velocemente, così Sì, guadagniamo diciamo tempo. queste qui le conosco un pochino, quindi secondo me magari è più lui che si trova davanti a Sì, un'apertura sì, strana sì. che dice ma che è sta cosa? Adesso tirerà fuori il cavallo. O l'alfiere in C5. Classica secondo l'alfiere C5. Ah, Ok, niente, questa qui. ecco, principio, Regola. rispettiamo il principio. Bravissimo, Già. bravissimo, Ora bravissimo. vi mangia il cavallo, Sicuro? con il cavallo. Qui anche vale Ok. lo stesso principio anche in questo caso, oppure Allora, sei più no, perché difensivo? il tuo cavallo è Mm, stratenuto due volte, però ragionaci, cioè mm. non è scontato né Mm. cambiare né non fare nulla. Ragionaci cosa può succedere. Ma guarda, io onestamente farei due cose. La prima è questa, mi vado a rompere Mhm. le scatole, nel senso lui probabilmente farà questo cambio qui e io poi me lo mangio. Altrimenti mi metto qua e mi apro già una diagonale qui. Diciamo, l'ideale Ok. sarebbe che lui poi faccia una cosa del genere. Io Ok, se mi, tu fossi mi, Carson, che mossa faresti? fossi Carson, Delle due che hai scelto. sicuramente sbaglio adesso. Beh, se fossi Carson direi questa perché questa mi sembra un po' elementare, Bravo. però Sviluppo, sviluppo, non è sviluppo. necessario per forza rompere le scatole al nostro avversario, prima sviluppiamo, anche così stai facendo un doppio attacco su quel cavallo, quindi se lui non Mm, toglie il cavallo lì glielo mangi e guadagni un pezzo, quindi sicuramente, e mentre- se ti cattura il cavallo cosa fai? mangio allora, bella domanda, nel senso che faccio? Ricreo questa struttura qui. Aspetta, aspetta, se lui mangia. Mhm. Io mangio, Sì, no, perché poi lui mi mangia, poi mi mangia con questo esatto, non va e bene. io poi non posso Perdi fare qua. l'arrocco, ok, bene. Vedi che Esatto, ci sono quindi sempre le risposte poi alle mangia, cose, no? mangia Ok. così. Però poi mi Ok. isolo questo, vabbè, Ah, sì, sì, però i pedoni isolati di torre abbiamo detto che non è non vero. sono Mm. problematici perché comunque c'è un dietro la torre che supporta. Ok, che cos'altro può fare se, visto che c'è quel cavallo minacciato? Lo toglie, per esempio, lo Questo mette... cavallo qua lo toglie, sì, secondo me lo toglie, E se lo cioè lui supporta? secondo me mangia. Può Se lo supportarlo con qualcosa? supporta, Ok, con questo, oppure con questo, può sì, fare le due anche, cose, anche. potrebbe fare le due cose, un po' difensivo questo, però tanto è coperto scusa, ho sbagliato. Mm. Ecco, è sostenuto da quel pedone lì.
Mm. Ecco, ora per esempio questo vorrei svilupparlo, ma mi conviene adesso secondo me tirare fuori uno di questi due, perché forse farei questo adesso, così libero questa colonna. Certo, indebolisco uno dei due difensori del cavallo. Ah, mi fa paura il tuo avversario che sta pensando da 2 minuti su questa mossa o... Cioè, o è andato in bagno o... Sì, sì, o in panico, oppure a nulla. Oppure sull'apertura inglese si trova Sta disarmato. studiando, sta studiando i manuali. Esatto, è lì che... Compulsa il manuale. Ok, allora intanto ti dico due cose, dai, nel frattempo Allora, che... qua intanto c'è Allora, questa cosa qua, che beh, lui la può difendere facile sì, così, però poi dopo io potrei sempre mangiare questa perché questo diventa poi bloccato, c'è un finto difensore, però boh, un sì. po' aggressive forse come mossa. Cioè, più che altro tirar fuori la regina adesso mi sembra un po' da... Mio figlio di 6 anni fa queste mosse. Ok, ok. Stavi dicendo una cosa, No, no? figurati, stavi un po' ragionando se spingere il pedone D, quello di donna o quello di re. E, Mm, ehm, in genere, no, poi bisogna sempre catapultarsi nella situazione, in genere, quando fai la struttura del fianchetto, quindi mm. apri il pedone Ah, G, sì. la struttura del fianchetto annulla un po' la spinta del pedone E di norma Ah, ok, perché ok. apri due diagonali all'alfiere F1 e c'è il principio di dire apri solo una diagonale, cioè se tu l'alfiere ce l'hai in F1 e gli apri Ok. il G3 e gli apri il pedone Mm, E, quell'alfiere ha due diagonali dove andare. ok. Quindi Quindi, in genere, esatto, corrisponde quando apri il fianchetto è meglio spingere il pedone D, che ok. quello è. Però, Ma ripeto, questo lo lasci qui? sì, lo lasci lì perché nel momento in Mm, cui è spinto il pedone D e poi ok. spingi E, quello D rimane arretrato. No, Quindi vedi. quello rimarrebbe, non dico lì a vita, ma Quindi tu lo spingeresti solo di di uno, uno, quindi sì, di rimarresti uno. con una difesa molto Sì, chiusa. sì, 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 di Ok. uno. Sì. Sai che sta facendo questo? Come si chiama? Ebad? Non lo so Si cosa... capisce? Che fai, amico? Come ti chiami? The Bad Gli Stuff. vuoi provare a chiedere la patta, vedere se si sveglia, perché sennò... Come si fa a chiedere la patta? È vicino alla bandierina Ah, del sì. regno. Facciamo questo? Nulla. Dai, su. Cioè, spero che veramente non voglia giocare per sfinimento. Ah, infatti, ha accettato la patta. Pensate che piccio. Vabbè, abbiamo Vabbè, guadagnato ora... 2 punti, vai. No, 5. Ah, no, 2. Questo non ho mai capito che è sto Sì, Crystal. hanno cercato di rendere questo gioco come i No, ho videogiochi. sbagliato. Nuova. Quindi, vai, ora sicuro mi capita il nero, devo fare la legging. No, di nuovo il bianco. Ok, vai, tutto Allora, tuo. vamos. Tutto Vai. tuo. Questo sta nei campi con le mucche, che fa? Ecco, Principio? principio. Oh. Principiamo. Perché non hai provato a tenerlo quel pedoncino gratis che avevi in più? Cavallo C3. Ah, ecco. Non Adesso... lo so, sono andato in automatico, è un po' un problema adesso. Eh. Beh, cala. Ok, quindi faccio questo, per forza mi devo aprire subito così. Vabbè, bella cazzata che ho fatto. Bravo Carlo. Questa è bruttina, Mm, eh? mm. Cioè, i Questa, diagonali ragazzi, di quelle... spoiler, questa la perdiamo. Mm. Ok. Sì, sì, quando puoi tenerti un pedone gratis, tienilo. Fallo. Allora, faccio questo? No, perché lui ora viene qua, quindi ora mi attaccherà doppiamente. Io lo dirò, anzi, triplamente, quindi io devo evitare questa situazione. E come la evito?
Ah, guarda, aspetta. Così, scacco, mi vado a mangiare questo. Che ne dici? Calcolare tutte, ovviamente può tornare indietro con l'alfiere in D7 e ti minaccia la regina. Tempo lui su te, eh? Sì, sì, sì. Ovviamente devi considerare sempre che lui la vede, poi se non la vede non è merito nostro, però devi sempre considerare che lui faccia la mossa migliore. Ok. Mm. Qua mi sta venendo una cosa tipo, mo gli faccio questa, così facciamo uno scambio e io mi mangio la sua regina. Mm. Che dici, troppo kamikaze come... Io voto sempre per la semplicità, perché poi magari le cose non vanno come le abbiamo calcolate, no? Magari è buona, Ok. però dato che non ho Mm. voglia di calcolare, giochiamo, giochiamo semplice. Ti doppi i pedoni lì, sì, ti doppi i pedoni. Mm. Vabbè, senti, però io questa regina qua la voglio togliere, perché mi dà fastidio qua. Però vabbè, è troppo rischioso. Ok, va bene, dai. Insomma. Mm. Ok, cavalli prima degli alfieri, principio. Sviluppiamoci perché siamo solo con pedoni e donna, eh? Dobbiamo sviluppare, Mm. completare lo sviluppo. E... Penso Questo che è un po' lui difficile da abbia dire, un po' perso un po' la sua iniziativa, eh? Quindi se prima la situazione era grave, adesso Adesso è un gravissimo. po', un po' di Ecco, il problema iniziativa. adesso mio è questo cavallo, cioè io adesso che Sì. faccio? Io questo lo devo spingere qua perché sennò e poi mi gioco per sempre l'arrocco, cioè Ok, oppure lo faccio ricordati, lungo. ricordati che ogni Che cosa? spinta di pedoni indebolisce la posizione, quindi cerchiamo di giocare secondo i principi. Sviluppo, 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 muoviamo i pedoni solo se è necessario muoverli. Mm. Quindi Lo non ti so, però se voglio preoccupare. sviluppare, E quindi li svilupperemo dall'altra parte. mm, ok. Allora, mm, e io qua che devo muovere, qualcosa dovrò pur muovere. Qualcosa Certo, secondo me la questa puoi casella qua è sviluppare. bella, eh? Questo qua così sarebbe non male, però non sto sviluppando. Bravo. Allora, ci sta questo, prima cosa, questo non lo Sì. posso muovere, questo, cioè, o lo metto qua ma me lo mangia, qui perché ci sono doppio attacco. Non è che c'ho alternative. Quindi sì, lui c'ha il doppio attacco sul tuo cavallo, giusto? Se lo metti lì. Bah, no, diciamo, no, invece hai ragione, lo devo mettere qui perché tanto poi, Ok. ma che fa? Certo non mi può mangiare con... Ok, ok. Quindi, e poi da lì, ovviamente, secondo me, non potrà restare lì a vita il cavallo, poi andrà riposizionato, no? Perché comunque è un cavallo alato, bravo. Già qui. Ecco, ma Mm. per esempio, esatto, esatto. Quindi dagli un occhio, perché comunque lì il cavallo non è sorretto da pedoni, quindi un occhio va sempre dato, mentre il tuo cavallo C3 è granitico. Dagli un occhio, completiamo lo sviluppo, cerchiamo di mettere le cose. Purtroppo questo è un Mm. arrocco compromesso per via di quel pedone F3, no? Sì. E quindi nel momento in cui arroccherai ti potrà arrivare anche qualche scacco lungo la diagonale. Ok. Ah, ecco, lui si vuole mangiare questa regina. Ok. Allora, lui che cosa attacca? Lui attacca, diciamo, fondamentalmente questi due sono protetti, sta attaccando questo. Quindi se mi metto qua, pure se mi metto qua, posso anche mettermi qua, però, qua non è male. Che dici? Se mi metto qua, lui va qua, però, vabbè sì, però poi è difesa da questo, posso tornare indietro. Però lui mi vorrebbe subito rompere le scatole qua. Ah, tu hai Se detto che se la metto... metti lì vuoi attaccare B7, giusto? Sì. Ok, prova a pensare se lui ha un modo per impedirti quello. Perché se c'ha solo un modo,
buono, e questa ipotesi è da scartare. Bah, sì, il modo buono è fare tipo Più questo. buono, senza muovere i pedoni, dato che andrebbero mossi solo i pezzi. Mm, è questo. Esatto. Quindi controgioco sulla donna, di rimuovere un'altra volta. Quindi siamo in apertura Mm, e non siamo ancora pronti per attaccare. Siamo in ritardo di mm, sviluppo. Quindi sì, giochiamo faccio semplici. questo. O questa, però ritorno qua. Gioca semplice, gioca semplice, semplice. Eh, Quindi i principi sono sempre quelli, non è che ci sono le eccezioni. Si sviluppa, si mm, mette il re al sicuro, si mettono i pezzi nella posizione ideale e poi si attacca. Nel momento in cui vuoi attaccare, ma non sono ancora pronti i principi, le torri non comunicano, eccetera, mm, è tutto troppo prematuro. Lui ha miliardi di modi per contrastarci, prende il tempo sulla donna. mm. Tranquillo, tranquillo, segui i principi. Ok, sei in una posizione un po' schiacciata, non abbiamo il centro, non abbiamo un pedone sul centro, ma proviamo a seguire i principi. Ok, calcola che Qua cosa mi sta sta succedendo. regalando, qua mi sta regalando il pedone, no? Cioè, un attaccante, un difensore, due attaccanti, e fa mica mi vorrà mangiare. Sì, sembra un regalo, non sto vedendo qualcosa di... Questo è sicuramente un cavallo di Troia, Ma no, dai, sembra un regalo così gratuito, non vedo... spontaneo, generosità, Sì, generosità. generosità. Oh, non possiamo mica essere sempre noi generosi, no? Ok, Che ha Urco, fatto? cosa ha visto? Cosa ha visto? Cosa ha visto? Cosa ha visto? Invece è bella. Te l'avevo detto che era il cavallo di Troia. Quindi aspetta, lui mi sta mangiando questo, io mi metto così e lui mi sta bloccando Sì, questo che ha dato, cavallo. sì. Però, però vabbè, qui ci sarebbe il difensore, quindi poi io mi vengo subito a... Vabbè, facciamo così, vediamo che fa. Ora lui mette questo qua, Oppure in che immagino. modo te... Ok. E allora, qui ho due possibilità per difenderlo, anzi tre, diciamo, una è questa, due è questa, tre è questa. Visto che non mi sono ancora sviluppato con dei pezzi, forse questa, però certo non è un po' sospeso. Però d'altro canto se faccio avanzare questo poi lo blocco, perché dove lo metto? Poi non posso liberare questo. Aspetta. Ta-dam, ta-da-da-da-dam, ta-da-da-da-da-dam. Diventa ancora più sospeso, però gli sto attaccando la regina, mi sto difendendo il cavallo e poi Eh, magari posso fare così. posso suggerirti una variante di quel cavallo lì che non è Sì, sospeso? sì, Eh, qui. no, sempre in attacco, ma non sospeso dove pensavi tu. Quindi eh, dove lo vuoi sospendere? Lì Oh, no. lì no, Sei qui no, in attacco vuol dire in avanti. è in attacco, cioè qua. Esatto, lì attacchi sempre la donna, no? È lo stesso ruolo, solo che protetto da un Sì. pedone. Ok, sì. Giusto? Cioè, la Insomma, stessa idea che avevi tu, un sì. pochettino migliorata. Occhio che questa è una mossa intermedia. La mossa intermedia non annulla il problema che avevamo prima, cioè che c'è il doppio Ah, attacco su quel cavallo, che c'è l'inchiodatura. È solo una mossa intermedia, occhio a non perdere il punto della situazione, c'è sempre quel problema lì. Quindi adesso sicuramente sposterà la regina, ma il problema sul cavallo in E4, permane. mm, mm, ok. E quindi adesso, questo è un problema, diciamo, cioè come prima, nel senso, che faccio? Lo metto qui e sospendo un alfiere, tiro fuori questo, ma rimane, diciamo così, un po' sospeso a nulla. Faccio questo, come, come faresti tu? Certo, se io sposto questo, poi diventa tipo questo, diventa facile attaccarmi. Eh, Guarda, probabilmente non sarai d'accordo, ma allora, forse faccio questo. Però anche lì un'altra volta sta regina mossa così. Mm, Tra l'altro ci sta questa che mi inquieta. Ehm, mm, 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 mm.
Ehm, mm. Allora, senti, faccio questa, dai. Mi sembra quella più... Ok, Che dici? Oppure devo mettere qualcuno in mezzo qua? Mm. Vai, faccio questa perché mi sembra di usare, di sviluppare anche un po' un pezzo. ok. È sbagliata? Sì, è sospeso lì e ci Mm, sono tattiche e robe strane. E, mm. più che Avessi altro fatto il spero pedone. che non veda delle opportunità. Qual è il vero problema di Tipo, quel cavallo in mm, E4? Ok, niente, come ho mm, detto. ok. Eh, Senti, ma se io tipo gli mettessi questa qua, tanto questo è difeso da questo. Io metto questo qua, Mhm. così tanto una delle due me lo prendo. Che dici, ragazzi? Una cavolata? Ehm, Lui mangia questo, io mangio la regina, e quindi lui non mangerà mai la regina, non si lascerà mai mangiare la regina. Ok, carina Kamikaze? questa. No, no, è carina questa. Avrei giocato semplice, perché Mm. tanto il pezzo te lo saresti preso uguale. Però è carina, carina. Io voto sempre il gioco semplice perché poi magari c'è una contromossa che non abbiamo Mm. analizzato e non possiamo poi Sicuro. riprendere il pezzo, no? Quindi su carta funziona, vediamo se funziona anche nella pratica. Questa è buona perché ti sei tolto, dopo l'analizziamo, ti sei tolta da un'inchiodatura fastidiosa. Ah, vabbè, quindi questo è l'attacco. Lui mangia, qui facciamo un bello scambio di regine. Mm. Che dici? Facciamo così, va. Sì, penso che ti catturi appunto di Col cavallo. cavallo sicuramente. E devo dire che l'idea dello scambio delle regine non mi dispiace per niente. Sì. Allora, qui entriamo in un finale ovviamente senza le regine, la tua parte preferita del gioco, e ci entriamo con una struttura pedonale inferiore. Quindi, perché i suoi pedoni ovviamente sono molto più belli dei nostri, Mm. e quindi ci vorrà un'abilità maggiore per... che se vuoi fare già pre-move pedone per donna, che andrà così sicuramente. Sì, sì, sì. Ok, C'ho tre isole di pedoni, neanche Epstein, sì, quali sono i Epstein aveva principi del tutte queste finale? isole. I principi del finale, così Muovere il re, muovere il re, dove muoverlo? verso il centro, Centralizzare il re? ehm, centralizzare il re, mm, Se boh, possibile portare qualche pedone a promozione. sì, sì, vabbè, E poi le torri poi hanno un ruolo fondamentale. le torri, Le esatto, torri si possono... sulle colonne libere. Bravo, poi colonne libere, vanno in settima, eccetera, eccetera. Ecco. Allora, lui mi sta attaccando questo pedone, adesso probabilmente lo farà doppiamente, mettendo questa torre qua. Lui ancora non ha arroccato, io neanche. In questo caso, scusami, però, se il principio è quello Bravo, sì, ti di rispondo sì. centralizzare, L'arrocco ha perso di senso, sì. Anche il arrocco non suo, eh. serve. Anzi, no, beh, Mm. lui dovrebbe fare arrocco lungo, dovrebbe fare. Ok, dobbiamo completare lo sviluppo. Cosa ci manca? È questo. Ok, come pensi Questo è di... connettere le Ok, due.
Quindi quali sono le prossime mosse che ti vengono in mente? Allora, tipo questa per il Mm. togliermelo dalla Sì, colonna, dal blu, dal ok, nero. sì. Eh, questo, vediamo intanto come reagisce, probabilmente difenderà questo pedone oppure Penso ritornerà qui. Al fiere A5 credo che, esatto, Ok, che ti mantiene l'inchiodatura sul pedone, ha difeso. ok. Ok, fondamentale adesso che lui ha l'alfiere scuro, soprattutto quando ti mancherà del tempo e andrà in panico a muovere i pezzi su case bianche, eh. Cioè se tu Mm, rimuovi su mm, case bianche l'alfiere è impotente, quindi mm, anche questa scelta che hai fatto mi è piaciuta. mm. Allora, dove lo possiamo mettere? Io farei tornare vicino a un pedone, quindi o lo metterei qui o lo metterei qui. Mm, Diciamo che questo potrebbe richiedere. È meglio avere due isole di pedoni e più uno isolato o tre isole di pedoni? Meno ne puoi, meno ne hai. Meno se ne ha meglio è, quindi mettere questo qua, poi lui magari mi Sì. attacca e io metto questo qua. Tra l'altro, stavo notando poco fa, tu c'hai un pezzo in più. Dopo? Ah, vero. Sai perché? Perché lui Perché quando è che l'ho ti ha preso? fatto un sacrificio all'inizio che poi non gli è andato a buon fine. Ti ricordi che ti ha sacrificato? Ti ha Oddio, non mi sacrificato un ricordo cavallo. Vai più. indietro. Ti ha sacrificato un cavallo all'inizio. Eccolo qui, eccolo lì. Vai avanti, vai avanti, vai avanti. Eccolo, sacrificio. Ah, oui. Che poi alla fine non gli è andato a buon fine, quindi si è ritrovato con un cavallo in più. Ah, vedi. Quindi hai il Ok. vantaggio immateriale. Quale principio si attiva col vantaggio immateriale? Scambiare, scambiare, scambiare Se puoi, è tutto. chiaro che Sì. se ti devi andare a ammazzare per scambiare. Ok. Allora, questo lui chiaro, adesso lui viene a rompermi le scatole qui per darmi fastidio a questo qua, però mm, poco male. Io devo muovere sto benedetto alfiere. Vai, facciamolo. Principi sono sempre validi. Facciamo connettere le torri. Ah, Ok, perché ha fatto sta mossa? Per lei riposizionare. vuole venire qua dall'altro lato, mi vuole attaccare all'altro Va lato. bene, giochiamo. Ok, io devo muovere questo alfiere, quindi adesso me ne vado da qua e lo vado a mettere qua, perché qua è. Aspetta, però aspetta un attimo, perché se io lo mettessi qui, in realtà mi guarda questo e lui sicuramente una delle prossime mosse sarà quella di muovere Mhm. la torre, quindi mi libera questo. Sì, più che altro se lo metti in F4 dove pensavi ti blocchi la colonna semiaperta alla torre, no? Quindi Mm, c'è anche da quello considerare. Le sì. torri ora devono andare su. Quali sono le colonne semiaperte che ci abbiamo? Allora, abbiamo La C questa e e la questa. F. Quindi probabilmente, quindi o metti le due torri lì oppure le metti tutte e Mm, due raddoppiate su una fila sola. Qui mm. strategicamente scegli tu quale attaccare, quale punto attaccare. Ok, vediamo se ci fa un arrocchino o qualcosa. Lui Arrocchino me si lo aspetto, ma... eh. Sì, perché così connette le torri e mette in gioco anche quella. No, Niente. ok. Vai, giochiamo, che abbiamo Mm, 5 minuti. Ok, è lui che deve dimostrare che deve rimanere in vita perché c'è il pezzo in meno. Noi, sì, cioè, siamo solidi, i pedoni sono solidi, abbiamo tutto difeso, i pezzi connessi. Adesso sta cercando di forzare il gioco. Giochiamo semplici. lui adesso verrà qua. Quindi, ecco, in questo caso, ecco, è tipicamente che faccio? Muovo i pedoni o non li muovo? Allora, se Eh, c'avevi il re in quell'angolino lì, ti avrei mm, detto, cioè non muoverli perché crei casino. mm, Non ok. essendoci il re lì, puoi anche muoverli Quindi se io tranquillamente. muovo questo qui, scende qui ad attaccarmi, Sì, io lo mangio, sì, sì, qua sì, si crea un pedone passato. No, perché c'è questo qui che lo mangia sì.
Poi lui però scende in questa qui e sono cavoli perché poi diventa complicato di fare. Ah no, però c'è questo. No. Sì, Come sì, funziona? Ah, ma anche tu c'hai due torri, comunque, secondo Eh, me stiamo vedendo un po' di fantasmi, cioè non può far nulla. È vero che c'ha quei tre pedoni, ma tu ne hai due da un lato e due da là. Secondo me stiamo vedendo tu un po' di dici, fantasmi, sì, tu sì, sì. dici fantasmi. Gut. Vediamo, io sono capace di perdere queste partite. No, no, è bloccato, ok. Ehm, quindi vale sempre il principio del se si può scambiare i pezzi, eccetera, eccetera, eccetera. Mm. Qui stiamo giocando contro di lui per non farlo giocare, quindi non abbiamo attualmente un piano, ok. Scambiamo qua, che dici? Colonna nera, c'è la torre dietro, quindi qua bisogna scambiare i pezzi, però mi si apre, eccola là, vedi? Quindi lui poi mi libera la colonna, vabbè, io salgo con questo pezzo qua, tanto che mi importa, no? Quindi io Ok, lo sì, sì, metterei doppia i qui, adesso lui fa pedoni. questo, Ok, in difesa, si va bene. doppia i pedoni, io li difendo, mi difendo così, con Ok, questo, e poi tra l'altro potrei anche ok, fare così e andargli ad attaccare questo, che non sarebbe male come... ok. Anche se poi attaccando questo, poi lui mi fa uno Perdi lì, sì. stacco. Quindi dovresti prima togliere il re per evitare lo scacco. Mm, posso farlo salire, però sì, tanto l'alfiere è andato via, quindi in realtà Ok, sì, adesso partita semplice, senza l'alfiere, solo con le due torri. Secondo me se riesci a scambiare semplice. un Guarda, paio di torri, questo è il momento in cui io entro nel panico, Christian, tu non devi far scherzi. nulla. Cioè, qui la cosa più difficile a scacchi è non far nulla. Cioè, se tu potessi fare Ah, passo, 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 la vinceresti, perché lui si andrebbe ad autoeliminare. Quindi, qui c'è il vediamo. cavallo, che è il tuo Guarda, pezzo. io ho questo cavallo qua che vorrei fare questa È cosa, sicuramente buona, eh. perché c'è questo buchino qui e questo qui che mi vorrei mangiare. Sì, E ma poi, scherzi. ecco, lui ha fatto questa per creare Per questa supportare la spinta qui. spinta, bene. Quindi lui lo spinge Eh. Però e tocca a io noi, faccio eh. quello. Esatto. Ah, Con la tua mossa di cavallo vai ulteriormente mm, a difendere quella casa e a fare il piano che volevi fare. mm. E tra l'altro adesso mi ho liberato la colonna per Bravo, magari attacco di attaccare qui. scoperta. Ecco perché le torri vanno su colonne semiaperte a puntare i loro Mm. pedoni. Ecco, adesso lui mi fa questa cosa Ricordati, te lo qua. ricordo che a volte uno perde la torre F2 al momento è a difesa del pedone H2, quindi la torre F2 al Sì, momento non è è come se utilizzabile. non... Bravo, è Esatto. come se non ce l'hai. Lui attacca lì e tu difendi lì a posto. Ecco, però in questo caso tu difendi con il cavallo perché non devi muovere i pedoni, che è sempre meglio Sì, tenerli lì. sì, Oppure sì. vige l'altro principio, No, vedi, perché sono ti due doppi i principi. pedoni se vai col pedone, Ah, ecco, giusto, che logica, che eh. logica. Allora, perché ha fatto sta cosa lui, scusami? Perché Lui è aveva il venuto pedone, qua. ci sei impresa, no? Se aveva il pedone ci Ah, sei impresa, già, sì, e hai scusami, deciso però io mo glielo di... attacco due Sì, l'ha volte. difeso nel modo peggiore possibile che sei andato a incastrare, no? Vedi che tutto è incastrato. Ecco. Che adesso... Ecco, adesso lo difende così. E io gli attacco. Ah no, 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 no. Carlo, stiamo calmi, perché stavo già per fargli questo Mm. scacco e poi però si libera questo, però potrei anche poi tornarmene qui. Oh, gioca semplice, Ah, bravo. Anziché andarti a mangiare tutti i pedoni, non dargli controgioco, perché se lui ti entra con la torre ti rompe le balle all'infinito. Invece pedoncino gratis e me ne torno dove ero prima perché scacco. Quindi questa è mm. buona, questa è buona. Sicuramente va bene anche mangiarsi il pedone G7, sicuramente, ma a me piace proprio giocare semplice che non gli dai controgioco. Bravo. Bene, altro pedoncino in saccoccia. Poi, adesso cosa fa? Spingerà il pedone per romperti le scatole al cavallo? Spingere il pedone è probabile. È probabile, è probabile. Questo se fa questo, infatti. Allora, io qui che fo? Ogni spinta di Qui, pedone indebolisce la situazione. esatto. Quindi lui in questo caso ha un po' indebolito questo che ora è difeso da uno E cos'altro solo. indebolito con quella spinta? Questo. Prima il cavallo non poteva Mm. andare lì. E adesso ci può andare, no? Infatti era questa che avevo Ok, pensato di ok, ok, fare. ok. E la faccio. Ok, quindi è lui Mm. che deve dimostrare che deve sopravvivere. Quindi
ogni spinta che fa va male lui perché indebolisce la posizione. Il cavallo adesso vale più di una torre perché è al centro, sostenuto da un pedone, quindi quello è un avamposto a tutti gli effetti, Mm, perché è nella metà campo avversaria ed è sostenuto da un pedone. E quindi mm. Allora, qua però, per esempio, non posso muovere la torre perché sì, poi mi rompe le scatole. Il cavallo, dove lo metto? Nel senso lo rimuovo, qua mi sembra che stia bene. sì, è la posizione migliore in assoluto, penso che sia. Questa torre attacca solo questo, Mhm, quindi o doppio la torre, mhm. oppure potrei fare un'altra cosa, cioè metto questo a difesa, però poi però non è che mi piaccia tanto, perché poi si va a incastrare qui Ok, se ti dentro. chiedo di fare una mossa d'attesa, cosa faresti? Una mossa d'attesa, questo. Ok, facciamo. Fai, è lui che deve dimostrare. Arriviamo anche a Mm. 60 mosse, 70 mosse, 80 mosse, una maratona. È lui che sta soffrendo. Ma sai cosa vuol dire giocare con un pezzo in meno per tutta la partita? È lui che soffre. Tu c'hai il cavallo piazzato, le torri che stanno bene, la struttura pedonale, ok, tre isole, ma sono sane. È lui che deve cercare di forzare la situazione. Mm. Allora, Carlo, non fare minchia sciocchezze. Allora, qua Qui vige la mangiati regola, eh? Qui questo, vige la regola. qui vige la regola. La regola Qua vige se tensione tra pedoni. si mangia. Ok, e io qui sto. Però qua occhio che c'è un pedone che è potenzialmente Bravo, passato. bravo, Ecco, bravo. quindi io devo tornare a difendere qua. Bravo, bravo, bravo. Bravo che l'hai visto, è stato molto bravo. La sua unica arma di controgioco è quella. Quindi se gli Mm. annulliamo il controgioco sul pedone passato, Sì, lo però metti in difficoltà. lui adesso fa questo. Sì, cercherà di raddoppiare le torri, cercherà di fare tutto per portare quel pedone a promozione. Sicuro porterà anche l'altra torre, perché ha bisogno Mm. di supporto a quel pedone. Quindi diamo un occhio. Aspetta, ma io non ho... Ah no, aspetta, deve muovere questa, perché qua, se lui muove questa, Sì? tipo qua o qua, c'è proprio questa e ciao. Ah no, ma che dico? Ciao Carlo, scusami, sono stanco. Tranquillo, tranquillo. Non Eh, azzardare, fai fare a lui, fai fare a lui. mm. Non spingere pedoni, vietato spingere pedoni. Vietato spingere Ogni pedoni. spinta di pedone indebolisce. Ogni spinta di pedone. Se spingi per esempio il pedone B3, lui tira dritto se hai fatto il pedone passato, per dire, no? Certo. Quindi vietato. I Sì, pedoni però sono ho paura... bloccati. Guarda, lui fa questo, Sì, io faccio questo sì, e lui scende. è vero, però c'è il pedone passato anche tu in A3. Capito? Sto a cavallo. Sta in Papuasia. Capito? Quindi, quindi vige il principio, vedi come la Vige, perdo vige, questa, vige, vedi come la vige. perdo, vedi come la perdo questa. Vige il principio Allora, è ovvio che tira di dritto. come Ah, ragionala. scende. Ma questa, scusami, lui scende qua e io mi mangio il suo... Perché ha fatto questo? Giusto, non l'aveva vista. Altro pedone in saccoccia. È lui che deve dimostrare che Aspetta, deve no, qui sopravvivere. c'è... No, aspetta, e No, qua non c'è l'aveva tipo vista, non la aveva visto il strega. cavallo. Cioè, c'ha problemi di miopia, ragazzo. Gioca semplice, gioca semplice. Io ritorno a casa mia. Ah, Ah, aspetta. sì, sì. Anche quella però, non voglio, Eh, non voglio rovinarti i sogni, ma quella torre deve essere difesa di H2. Niente no, controgioco, non facciamolo entrare. avrei potuto fare anche questo. Da qua potevo fare anche questo. Ok. Allora, aspetta, lui fa tac, tac. Ok, quindi lui che vuole fare? Che vuole fare? Ehm, Niente perché non può fare niente. Allora, che beh, cosa io direi allora abbiamo? di fare questo. Un Oh, pedone passato. oh, grande, questo è il tuo piano. Si è creato il piano da solo, senza far niente. Occhio però, Ecco, occhio guardiamo, perché lui ora... guardiamo. La parola chiave è sempre niente controgioco. Ok, io La direi di parola metterlo chiave è qui. sempre Siamo niente nel controgioco. finale, il re sale, giusto?
vai verso il No, centro direi della va verso il scacchiera. centro. Quindi deve andare qua. Quindi qua non può andare. Questo se mi si mette qui mi rompe le scatole a questa torre qui. Quindi io ti faccio questo. Che dici? Semplice, questo è semplice, è un modo di giocare semplice, non risk, va bene, va bene. Democristiano. Mm. Sì, 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 sì. Magari ti entra in prima traversa, ma in prima traversa penso possa fare poco. Ok, quindi bravo che hai trovato il piano del pedone passato. Quindi spingi, 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 spingi. Ora, tra l'altro, è un pedone passato supportato che è ancora più forte. Mm. E quindi lui prima o poi dovrà anche Questo. portare l'altra torre a supporto del pedone, del tuo E pedone passato. quindi, E quindi sì, poi quindi mi tu libera potrai, bravo, questo. Mm. potrai attivare la tua. Però tu potrai attivarla solo se lui toglierà Solo se la lui si sua. sposta, Esatto. certo. Non Ah, dargli entrate. ok. Buona, è tutto difeso, il cavallo è difeso. eh, ecco, forse è l'unica cosa che le due torri non comunicano, però Mm. no, non è questo Sì, grande anzi, guaio. adesso mi ha occupato questa. Mm. Sì, diciamo Potrei ti ha pure fare così e fare fissato. così, cioè scendere in una. Però Questa non se è male, però se io diciamo che scendo, io faccio così. Mm. Senti, a questo punto io lo faccio perché tanto lui che fa? Mm. Mentre che riesce a muovere, così sono connesse. Io vado a difendere però il questo re va verso il pedoncino centro con il nel mio re. finale, Ah, ecco, eh. vero, vedi, Il principio è quello, il principio. finale è quello. Mm. Mm. Ok. Lui che vuole fare? Lui vuole scendere qua, ovviamente per farmi scacco, ma tanto io me ne vado di qua. Ehm, che fa? Allora, lo metto qua oppure faccio così? Oppure faccio proprio così? Che dobbiamo fare? Scambio? Vedi tu. Mm, no, io metto qua. Non mi mangia, io lo mangio, non mi mangia, ho perso il mio pedone passato, mi sembra un po' un peccato. Mm. Chissà come la perdo questa. Sto cercando di capire Occhio, occhio qua. che gli stai dando un po' di controgioco. Mm. Glielo Ho stai sbagliato a scegliere. dando. Ecco così. E ti è Aia, entrato in ecco così. D3. Sì, togliendo il re che proteggeva quel pedone. Comunque, non perdiamoci d'animo, massima concentrazione. Mm. Allora, ora lui però mi può mangiare questo e poi anche questo, quindi io direi di fare qualcosa per. Mm. Allora, aspetta un attimo. Ragioniamo. Quanto ho? 1 minuto e 40, manco tanto. Devo fare così? Mm. Ok, gioca qualsiasi cosa che il tempo è fondamentale. Cerchiamo di non scendere se possibile sotto il minuto. Ecco, mi sta fregando questa cosa. Ok, Me lo bravo. sacrifica, non fa niente, si prende il Va pedone. bene, va bene. Sei a più 5, adesso vai a più 4. Ok. Va bene. Guadagniamo tempo. La nostra arma di vittoria è sempre quella lì, è sempre quel pedone lì. Questa. Quindi Sì. troviamo il modo di farlo salire.
Lui ovviamente ha messo il pezzo che blocca. Se vuoi puoi Mm. guadagnare tempo con tutti gli scacchi che vuoi, eh? Basta che sei veloce, guadagniamo tempo. Capito? Se vuoi, cioè, ci sarai al Mm, centro, basta che muovi una torre, scacco sì. e guadagni 10 secondi. Ritorno a 15 minuti. Sì, esatto. Occhio a quale muovi, come la muovi, però penso che tu possa dare scacco molto tranquillamente. Anzi, forse anche magari matto, chi lo sa. Ok, secondi facili. Ok, pronto già a fare la prossima mossa? Guadagniamo qualche secondo? Non so qua dove va. Lui fa o va qua, Sì, penso che vada lì. esatto, e quindi deve essere questa qua. Mm, mm, Ok, nell'ottica del gioco facile l'avrei messo in F4 che è sostenuto da un pedone, così è sospeso. mm. Ok, cioè, Sempre, sempre, anche in queste situazioni, so, ti becchi l'inchiodatura, torre C8, ti inchioda il cavallo, chissà cosa mm, succede. mm, Sempre pezzi mm, mm. sostenuti da pedone, soprattutto il cavallo, Sì, sostenuto da un sì, pedone, sì. mai lì nel centro. Ok, non succede niente, non perdi la partita, però F4 era più stabile. Ok, secondi facili. Mm, qua cioè, vorrei usare questa torre, ma non. Ok, quella in A ovviamente non si può toccare, perché devi Questa. supportare il Eh, pedone, sì. sì. Però così possiamo andare all'infinito praticamente, perché. Ok. Cioè, anche questo mi piacerebbe, cioè più o meno potrebbe essere facile mangiarlo, ma poi lui mangia questo. Che facciamo? Quindi devo muovere il re. Mm. Ok, nei finali c'è un altro principio dell'opposizione, cioè un re davanti all'altro. Prendere Cioè? E2 sarebbe stato più corretto, di Ah, andare davanti ok. al suo re, Davanti al re. davanti al re, Ok. sì. Ok, quindi lui mi sta. Piccolo. Ok, Aspettiamo per i togliti sempre dalle principi. inchiodature, anche a raggi X, Mhm. togliti sempre dalle inchiodature. Ok, ti do un altro spunto per portare avanti la partita. Non è vero che Mm. la torre A è totalmente immobilizzata, ma può salire per esempio in A4, dare scacco anche Mm. in Mm, questa mm, mm, quota, no? mm, Quindi si può usare mm. volendo anche quella per portare un po' avanti il gioco. Mm. Quindi mi sta dando questo Raggi X. scrosio. Sì. Quindi se io faccio tipo questo, lui qua non può andare, qua non può andare, qua non può andare, qua non può andare, qua mi fa pure uno scacco, quindi non va bene. Ok, va bene, Però togliti. speriamo che la lascia qua, dai, Mi sa che muovi rimette questo. la torre, mi sa che rimette la torre dove era prima. Mm. Ok, No. niente.
E qua potrei fare questo, Mhm. perché così. Certo, tolgo la solidarietà delle due torri, oppure faccio questo. Ok, anche No. l'altra andava bene, che era anche difesa dal cavallo, ma anche questa va benissimo. Mm. Questo sospiro è ho fatto una cavolata? Ah, no. Mm, Riprova, riprova a giocare come prima, vediamo se la vedi, se ritorna dove era prima, vai. così? Vai, vai, vai. Vediamo se ritorna in E4 e prendi, se torna in E4 prenditi del tempo. Faccio così. No, Uh, se facessi così, lui non può muovere. Quindi è costretto a far così e io mangio con questo. va bene, anche se cambiavi tu andava bene, ma così va bene. Finalmente si cambia un paio di torri e questo andrà a tuo favore perché Mm. aumenterà il divario dei pezzi. Quindi metti già il pre-move su cosa vuoi catturare, su torre con cavallo. Vai, io direi così, no? Vai, 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 vai. Ok, spingiamo quel dannatissimo Eh, pedone passato. Come si fa? Sta sacrificando No, beh, sacrificando non per forza. cavallo. No, non No. facciamo, no, giochiamo semplice. Quindi, se la Eh, torre blocca in A7, facciamo spostare la sì. torre in A7. Come si fa a far spostare la torre in A7? Eh, andandole a rompere le scatole col re. Fammi vedere un po' di manovre. Tanto voglio metto un attimo in salvo questo coso. Ok. Va andando così a provare a Sì. rompergli le scatole. Ah, però aspetta, lui ora viene a rompermi le scatole a me. Mm. Quindi, aspetta. Ah, quindi lui ora viene qua, ovviamente, bravo. Mm, vabbè, ora lui fa questo, io faccio questo, quindi abbiamo perso, però ne abbiamo altri due. Bravo, non dargli controgioco. Senti, come si fa? Mm, ho paura di muovere sto cavallo per toglierlo dalla posizione sostenuta. Però d'altronde se non lo Ehm, muovi, cioè, è quel pezzo in eh, più, no? Se non lo sfrutti, se la posizione non può migliorare. non evolve, sì. Mm-mm. Ora lui si rimette qua un'altra volta. Quante mosse stiamo? Se... Aspetta, se io vado qua, lui mi mangia, io lo mangio e finisce così. Cioè, nel senso, eh, questo è inchiodato. Tu mi hai detto che il principio è spingi, 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 io spingo, ti devo dire. Sacrifichiamo, scambio. E ora proviamo a vincerla così. Tanto c'ho due pedoni pedonati, che deve fare?
Sì, sì, sì. E c'è il re molto lontano. Mm. Perché non in F5? Ok. Ok, intanto uno ce lo siamo presi. Bene. Gioca facile. Gioca tranquillo. È lui che deve sopravvivere, quindi gioca tranquillo. Difendi tutti i pezzi. Cos'è? Eh, Ok, ok, buono. Difendi tutto. Non sacrificare niente. Non dobbiamo dargli nulla. Gioca tranquillo. So che è lunghissima questa partita, ma... Oh, bravo. Questa è la manovra. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Beh, dai, adesso devi abbandonare. no, comunque vedi, io riesco a perdere l'impossibile. Hai visto? Cioè, com'è possibile sta roba? Mo, come si vince questa partita? Mo si portano su Ok, queste cose qua. ok. Sono due pedoni passati, quindi si spingono. Se in più li tieni ravvicinati, si danno una mano l'uno con l'altro. Occhio, mi raccomando, Sì, occhio allo stallo, non... Occhio, che non- qui col cavallo in mezzo c'è tanta, tanta possibilità che ciò avvenga. Sì, opposizione, re davanti all'altro. Questo è uno dei principi del finale. Prendi, se possibile, questa opposizione. Ecco, mo lui si va a mettere qua. Calcola bene tutto. Scacco. Allora si mette qua. Com'è che si vince questo finale, abbiamo detto? Con i re in opposizione, non lo so. Portando i pedoni. E stai continuando a Eh, muovere sempre il cavallo. E i pedoni si vince. Pedoni, 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 si vince. Ok? Perché finché non è una regina puoi muovere il cavallo quante volte vuoi. Ma senza la regina... Ok, fai spazio, bravo. Bravo. Fai spazio e i pedoni arrivano, vanno a regina. Ok, vai. Occhio, eh. Occhio allo stallo. Assicurati che abbia almeno un posto dove andare. Almeno uno. quindi se io, lui va qua, diventa una regina E te lo mangia. e me lo mangia. No, non Eh, sacrifichiamo. No, no. no, Vietato no, no. sacrificare. È dato sacrificare. Quindi io vado qua, lui va qua, io vado qua, lui non può più andare da nessuna parte, stallo. Quindi, aspetta, qua, lui va qua, qua, lui va di nuovo qua. Uh, Ah, muovi e assicurati che abbia almeno una mossa. Poi, se io muovo qua, lui può andare qua. ok, bene, allora non è stallo, ottimo. Ok.
ecco. Ora, se io vado qua, lui è in stallo. Non può andare né Sì. qua, né qua, né qua, né qua, né qua. Quindi questo non lo devo muovere. Se muovo questo, me lo mangia o mi mangia quest'altro. Quindi devo muovere il cavallo. Però qua non lo posso muovere. Oh sì, sì, qua lo potrei muovere, lo muovo qua. Lui a un certo punto si deciderà a muoversi. Esatto, esatto. Gioca. Sì. Prima o poi qualcosa deve L- fare, no? Lui torna qua e io lo attacco qua. Lui torna qua. Lui può venire solo qua. Quindi a sto punto io potrei lasciarlo. No, se io faccio così, tipo lui no, non può mangiarmi, può però venire qua. Aspetta, io faccio così, lui mangia questo. No, poi come si fa? Aspetta, se io mangio così, lui mangia questo. eh, Oddio, non riesco a calcolare sta cosa. Ehm, Gioca facile, gioca facile. boh, Assicurati che possa andare da una parte. ho capito, ma non riesco a... cioè, Allora, se lui va sempre lì con re e non ti fa andare a promozione su quella casa, ah, probabilmente bisogna mettere il cavallo affinché tu possa controllare quella casa di promozione, giusto? mm, Perché sennò va sempre lì con sì. re. Quindi il cavallo Ah, deve fare una ok. manovra Devo fare qua, che ti devo metterlo permette, qua. bravo, di arrivare lì o in F6. Quindi calcola, c'hai Mm. 4000 giri da fare, ma devi arrivare lì. Meglio in F6, Ok. perché da F6 gli dai sia scacco, anzi in F6 gli fai scacco matto. Ok? Quindi è semplice, tu devi controllare la Ah, casella di devo promozione. controllare la casella d'arrivo. Sì, Devo controllare la casella d'arrivo. Se io vado qua, lui si può muovere boh, ancora, si può andare qua. scacco Ok. matto. Se lui va lì, cavallo F6, scacco matto. Ah, ah. Vedi, non ci riesco. Cioè, Devi sempre cioè, io questo... controllare la casa di promozione. controllare la casa di promozione. Cioè, se no, io ti giuro che non ci arrivo. No, ma guarda, sembra scontato perché uno lo sa, ma il finale è veramente tosto. Allora, guarderei un attimo la partita. So che siamo qui da 2 ore, anche i nostri amici saranno stanchissimi. Se mai questa la dividiamo in due, ti richiedo un Questa attimo il c'è il doppio. controllo. Vai, cioè. Ok, allora, Madonna, che ottima, ottima fatica. intanto. Come si fanno a vedere le mosse? Penso che devi Muovi andare. pure tu. Cosa qui? Aspetta. No. No, penso però qui, tipo questo. Ah, Ah, ok, voilà. ok, fantastico. Forse Ok, devi spostare sì, 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 sì. lo schermino dove... Non so se tu vedi il mio schermo con le nostre facce o no. No, no, le vedo, lo vedo, lo vedo. Ok. Madonna, quante mosse... Quante mosse erano queste? 102 mosse! 102. Il titolo della Penso puntata sarà questo è il record. 102 mosse. Allora, ovviamente guarderemo un attimo velocemente. Allora, Adesso le analizziamo una per una. esatto. Allora, ovviamente qui principio rispettato. Principio rispettato. E ovviamente qui ci aspettavamo questo. Infatti mi ricordo che qui tu c'avevi già il cavallo in mano. Tu eri già pronto a Mm, fare così. Il fatto sì, che lui abbia fatto un'altra roba ti ha deconcentrato. Questa mm, era da fare. Ti sì, tenevi il pedone in più. Quindi occhio a non perderti qui giocando un po' in automatico a un certo punto. E questa purtroppo è buona per lui. mm, L'unica per non perdere la torre F3, ma F3 indebolisce questa diagonale. mm, E poi ovviamente ti toglie lo sviluppo naturale del cavallo e siamo stati incasinati. Lui non è stato bravo ecco qui, mi aspettavo sempre questa, più che mm, uscire di donna, perché comunque lo sviluppo è questo qui che poi va qui, arrocco, non arrocco, comunque lo sviluppo mm, è questo qui. Ok, ok. Ok, qui ti ha regalato il pedone, qui ha sacrificato il cavallo che io mi mm, aspettavo che qui giocasse F5 perché dato che c'è l'inchiodatura
Questa mi Ah, aspetta. Così infatti, perdi, cioè sì. così riprende il cavallo. Infatti ho detto, cazzarola, è stato così bravo a calcolare il Mm, sacrificio perché c'è questa. Oh, eppure non te mm, l'ha mai mm, fatta, perché qui non potevi non perdere il cavallo. Qui ti certo. gioca questa, che Mm, però, cioè, finché non mi fai questa non è un problema. Qui forse donne 2 ci voleva, capito? mm, Perché c'è sempre questa. Qui ora lo puoi togliere il cavallo. sì, Quindi occhio quando c'hai un'inchiodatura, l'obiettivo è mm, sempre schiodati il prima possibile. sì, sì. Quindi andava bene donne 2, andava bene alfiere 2. Qui cosa ho giocato? Alfiere, ok, ok, in intermedia di cavallo. Alfiere di 3, ecco, questa forse non mi ha fatto impazzire. Perché comunque dopo arrocco corto questo è sospeso. Perché Sì, dico sì. che non va bene? Ok, è difeso dal cavallo, ma cosa ci vuole che ti gioca G5? Togli il cavallo e poi il cavallo non difende più l'alfiere e perdi l'alfiere. Per Mm, questo i sì, pezzi sì, sospesi fanno sì. sempre una brutta fine. Quindi Mm, sono dei principi, però se uno li segue gioca tanto meglio. Ok? mm. Quindi pezzi sospesi X. X. Ok. Ok, questa è carina, questa che hai fatto, molto carina. E niente, qui ci siamo ritrovati col pezzo in più perché lui l'ha sacrificato, Sì. ma non ha giocato F5 per riprenderlo. Qui hai giocato bene. Hai giocato bene, hai giocato bene. Qui vedi, ti sei preso le colonne semiaperte. Non hai spinto pedoni perché questi sono in catena, questi sono in catena. Ops, Mm. questi non sono mai stati mossi, stanno bene. È lui che deve dimostrare che non deve perdere la partita. Ok, ci abbiamo messo 102 mosse a vincerla. Va bene, ce ne potevamo mettere forse 50 in meno. Va bene, ma chi se ne frega? Tanto sono sempre, non so quanti punti hai guadagnato, ma sono sempre punti guadagnati. Quindi Chissà quanti punti ho. niente, qui non Oddio. bisogna fare niente, bisogna giocare semplice. Qui hai cambiato il pezzo, ok, qui è arrivato l'attacco qui sopra. Mm. Ok, purtroppo abbiamo una torre a difesa, ma lui è vero che c'è una torre infilata qui. Quindi stiamo giocando tutte e due con una torre in meno. Qui hai attivato il tuo cavallo, hai preso un altro pedoncino gratis, qui hai giocato bene. Qui sei stato molto bravo che hai visto subito che c'era un pedone che poteva scappare, quindi qui sei piaciuto molto. Qui lui sperava in questa, Certo. ma ovviamente ha lasciato in presa un altro pedone e mi piace perché ha approfittato dei suoi errori e qui esatto, si punta tutto sul pedone passato, quindi spingi, spingi, spingi. Ok, senza dargli controgioco, perché qui potevi per Ah, carità anche spingere, però poi te la dovevi vedere con queste robe qui che mm, sicuramente... Ah no, no, col Kaiser non succedeva nulla, perché magari ti faceva scacco. Oh scusa, tu spingevi, ti faceva scacco. Ah, metto il re, lo voglio centralizzare, ti arriva il doppio scacco e hai perso una torre. mm, E quindi l'idea di non dargli controgioco è proprio evitare rotture di scatole. Quindi bravo mm, che hai messo la torre qui. Ok, una mossa passiva, il motore non te la consiglierebbe mai, va bene, ma umanamente parlando ti fa giocare mm. tranquillo sta mossa. Che cosa consigliava il motore? È sicuramente una mossa più attiva, vediamo un po'. Re... Ah no, torre 2. No, no. Torre 2 a 5 seconda scelta, quindi anche a 5 Ah, funziona, re F1. Ok, no, sai ok. che non l'avrei mai detto che Ma è io torre guarda, 2. poi l'ho fatta anche. Ok, Dopo l'ho ok. fatta F1. Ok, ok. Ecco, re F1 con questa... qui Sì, abbiamo guarda, non l'ho abbiamo visto perso del proprio. vantaggio. Sì, qui abbiamo Non l'ho perso il vista vantaggio. proprio Anche perché questa, il re guarda. deve centralizzarsi. Qui tu volevi andare a Mm, difendere per attivare la torre, ma i sì, principi del finale sono re al centro e re al centro deve stare. sì. Ok. Ancora una volta, Qua. qui è come spingo questo pedone cercando di mettere il cavallo che mi consente Eh, di far spingere il pedone, così lui toglie la torre. Quindi il piano qui è questo. mm, Ok, qui abbiamo preso un po' di scacchi, ci abbiamo messo un po' di tempo. Ok, abbiamo fatto un po' di... Vabbè, qui ci facciamo comodi secondi. Bravo che ti sei tolto, perché se non ti toglievi arrivava sempre questo e perdevi il pezzo. mm, mm, mm. Quindi dalle inchiodature, togliersi su, non c'è tempo, dopo uno dice, ah lo faccio dopo non c'è mai tempo, quindi togliersi subito, buona, e qui c'era questa forse c'è Sì, sfuggita, questa, ok, sì, ecco questa l'ho perché c'è vista. questa, perché è un pezzo sospeso, se aveva le torri Mm, connesse questa non c'era, eh? sì, sì.
Ok, va bene. Va bene, qui andava bene sia questa sia quella che hai fatto tu. Bene, e anche qui come si vince ancora una volta cercando di mettere il cavallo. Come Mm. abbiamo fatto alla fine, che abbiamo supportato la casa di promozione, qui non stiamo supportando la casa di promozione, ma la casa di fronte al Stiamo pedone, no? togliendo il... Bravo, certo. bravo. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Poi questa in realtà è vinta uguale perché anche se perdi il pedone passato, il re è talmente lontano che tu in 2 secondi mangi tutto, quindi hai vinto Sì, la partita. Forse sì. come si poteva vincere? Vado avanti, lo so che questa è stravinta, ma qui come si vince velocemente? Ok, qui sei stato bravo con questa manovra di cavallo che gli hai mangiato l'ultimo pedone. Ok, se mi chiedi qui come l'avrei giocata, allora avrei tolto sto cavallo come se non ce l'avessi. Avrei giocato il finale di 2 pedoni e re contro re. E quindi ora lui che cosa aspetta qui? Ok, l'avrei giocata così, guarda. Avrei tolto questo. Faccio finta di non avere il cavallo. Lui muove Mhm. e salgo. Lui muove e che ne so, me ne vado via. Lui muove e salgo. Gioco solo con i 2 pedoni. Non... Ok, in questo caso se spingo qui non può venire nel buco perché c'è il cavallo, ma facciamo conto che il cavallo non ce l'abbiamo proprio. Oh. Allora, nel momento in cui spingo mi frego. Mm. Quindi i pedoni uniti sono fortissimi perché non fanno entrare nessuno. E quindi i pedoni continuano a rimanere uniti. Mm. Ok? Continuano a rimanere uniti. Ora il re non può più venire qui. Ok. Non può andare avanti perché ci sono i pedoni uniti. Indietro. E quindi là quando è a una distanza li metti... Sì, vediamo un po'. Questo qui. Vieni qui vicini. davanti. Mm. Se spingo questo, perdo questo, però forse vado comunque a promozione. Non voglio rischiare. No. Opposizione, il re davanti all'altro. Non può entrare Ok. qui, non può entrare qui, non può entrare qui. Qui. Salgo. 2 pedoni Ok. uniti sono fortissimi. Deve muovere qualcosa. Va qui. Muovo qualcosa. Muovo qualcosa. Se muovo questo, perdo questo. Re che supporta. Ok. E Occhio là allo però... stallo. Occhio allo stallo Ok. perché qui arriva lo stallo. Ok, quindi questa non va bene. E non posso... Sì, questa posso fare. Però li Questa. mangia. Lui mangia. Però ora il re è così vicino che mi supporta questo. Via, Mm. via, via, via. Ok. E questo Ok, scacco. quindi si gioca Ah. con i 2 pedoni uniti col Sì. supporto del re. Mm. Poi qui avevo anche il cavallo che però in realtà rende più il gioco più complicato che Sì, più sì, facile. Infatti hai infatti visto non che non stavo dove riuscivo... Eh sì, metterlo. è quello il problema. Invece con i due Mm. pedoni e re alla fine riusciamo a portarcela a casa. Boh, mamma Ottimo, mia. ottimo. Comunque Quindi vedi la difficoltà che ho sì, sì, nei ho finali. capito. Cioè, nel No, senso, per me, se tu ti assicuro che se tu non mi avessi detto alla fine, quindi chess.com che ci ascoltate, sti 8 punti potete togliermi. Nel senso, se tu non mi avessi detto, metti c'è un principio così semplice ed elementare come mettere il cavallo nella casa di di promozione del... promozione che protegge, io non ci sarei arrivato. Cioè, io avrei continuato e probabilmente poi avrei perso il pedone Ho e capito, ho si capito. finiva in parità. Ho capito, ho Quindi capito. Vabbè, abbiamo ora imparato una adesso, cosa magari- nuova. esatto, spero di E... integrarlo in meno di Quindi sì, è chiaro 60. che quando tu hai il pedone passato e te lo bloccano perché il principio è bloccare il pedone passato, devi trovare un altro pezzo che gli fa togliere il pezzo da lì. Sì, Ok? Dai, è stata 102 mosse, penso che è la partita più lunga record. sicuro della tua carriera e anche della mia. Probabilmente sì, ho visto l'altro giorno tra le, sai, badge Sì, di chess che c'era una partita ok. lunghissima. Ora vado a controllare se è stato aggiornato il Ok, mio. esatto, esatto. Grande Carlo, bella partita. Allora, ripassati ancora la Liekin che oggi non abbiamo Sì, avuto tempo di vederla. Col bianco pian piano prendiamo sempre le misure, ricordati i principi che sì. abbiamo detto, il pedone più avanzato chiede di essere affiancato, quindi il pedone F nell'apertura che giochi è molto importante e occhio a farti doppiare i pedoni, solite robe, Sì, sì. poi dai. Comunque l'idea di non muovere assolutamente i pedoni come abbiamo fatto I oggi è pedoni, ogni abbastanza... spinta di pedone indebolisce la posizione. Fagli Mm, spingere a mm, mm. lui, tanto poi crollano, Sì, vedi? Te la mangi, torni sì. indietro, mangi, torni indietro. Mm. Ok? Bene, boh, questa non era, da come era partita, sembrava No, andare non era male. partita bene, pensavo che finisse in Mm. poche mosse e invece... E vede? La partita più lunga del secolo. Esatto, esatto.
Vabbè. Va bene, caro ragazzi, grazie di averci seguito fino a qui. Spero che vi siete divertiti, che vi abbiamo intrattenuto in queste giornate sempre frenetiche. In E niente, sei pranzi dopo sei 2 ore di pranzi, puntata. esatto. Noi continueremo la nostra scalata e vi ricordo che appunto se andate su reame.it trovate scacchiere in legno ultra professionali, le scacchiere della vita per il giocatore di scacchi professionista. Ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao.